meraviglia della lingua italiana vive con noi. Siamo scintille che riverberano le une nelle altre. La nostra visione è portatrice di luce che attraversa il tempo, illuminando passato, presente e futuro. Siamo la cultura e le radici che squarciano il buio. Siamo la società Dante Alighieri, un faro di luce, un'istituzione culturale globale. Dal 1889, custodi di una cultura che brilla in tutto il mondo. Questa luce scrive, parla, ascolta e crea reti, diventando una melodia che si diffonde nel mondo, portando con sé sapere, bellezza e armonia. Supera confini, trasmettendo idee e valori. Come testimoni del nuovo umanesimo, ispiriamo e connettiamo persone affinché nessuno sia un'isola. Promuoviamo l'italiano, lingua di libertà e di pace, scelta da tanti scrittori di tutto il mondo. La nostra luce vive nelle scuole, nei comitati, nei cuori e nelle menti di insegnanti e di coloro che nutrono un legame profondo e sincero con la cultura italiana e con il fascino che l'Italia esercita nel mondo. Insieme, guidati dalla luce del passato, rigeneriamo il futuro creando un ponte fra le culture. La luce globale della lingua italiana brilla sempre, illuminando ciò che conta davvero. E Mirella è onorata questa mattina di avere ospite Maria Giuseppina Vincitorio, Presidente Società Dante Alighieri, un'istituzione, avete visto il video, avete sentito soprattutto le parole, questa lingua italiana meravigliosa, stupenda, ma noi abbiamo tutto stupendo, la Costituzione è stupenda, l'Italia è stupenda, la lingua italiana è stupenda, la cultura è stupenda, chi più di noi ha cultura e storia? Eppure facciamo fatica ad andare avanti, c'è qualcosa che non riusciamo a capire, eppure abbiamo una creatività che tutti ci invidiano, ma siamo fermi, anzi stiamo regredendo addirittura. Adesso ci spiegherà cosa ne pensa la Presidente Vincitorio, ma saluto anche Silvano Bright, Presidente Associazione Villa Buri, che poi spiegherà che associazione importante anche questa. Grazie anche a lei di essere qui questa mattina. Allora Presidente, cosa ci racconta? Com'è la storia che questa mattina vuole raccontare nel 2025? Sì, intanto buongiorno e grazie per questo invito. Come avete visto nel video, attraverso le immagini è possibile trasmettere molte emozioni e molte sensazioni positive. Noi siamo una società, appunto Dante Alighieri, che potrebbe sembrare una società antichissima, ma in realtà lo è, però è una società che si è evoluta e che si è trasformata nel tempo e che ha come ideale quello di trasmettere cultura, trasmettere bellezza e soprattutto rendere gli italiani consapevoli del valore della propria identità. E spesso mi pare che negli ultimi tempi ci stiamo un po' dimenticando di tutta la nostra storia, dimentichiamo di essere figli del mondo romano, di essere figli del Rinascimento e di avere dentro di noi un patrimonio culturale che è quasi innato
loro, perché se ci confrontiamo per esempio con gli americani che vivono in un mondo fatto di cose, per loro la storia, i monumenti storici per esempio sono quelli del 1960, mentre per noi la storia è antichissima, quindi il nostro compito è quello di fare, come avete visto, una connessione intanto tra generazioni passate che devono trasmettere ai giovani questo patrimonio di ricchezza e i giovani, e noi crediamo nei giovani, infatti come associazione abbiamo delle relazioni, dei contatti continui con le scuole, con il territorio, perché siamo convinti che esistono giovani positivi che hanno una voglia di bellezza, che sono capaci, se stimolati, di accettare delle sfide molto alte. Infatti credo che dopo vediamo un pezzettino di un video che è stato prodotto dai ragazzi e sono ragazzi che che sanno stare insieme, ma è logico che il nostro compito è quello intanto di far emergere, ed è un compito anche credo dei media e dei giornali e di tutti, dobbiamo assumerci questa responsabilità, far emergere gli aspetti positivi della gioventù, perché nei giornali si parla di gang, si parla di ragazzi tremendi, è vero, esistono, ma accanto a questi ci sono dei modelli positivi e quindi credo che l'importante per noi adulti sia quello di fare in modo che si creino degli spazi in cui i giovani possano sentirsi protagonisti, perché noi parliamo di giovani ma non diamo nessuno spazio a loro, nessuno spazio decisionale e siamo come, qui è un po' un'autocritica, legati alle nostre sedie, invece dovremmo creare degli spazi reali, cioè metterli proprio alla prova e lasciare che mettano a frutto la loro creatività e che siano loro a gestire. A volte noi creiamo il Festival per la gioventù, però sono gli adulti che lo creano. Come sempre, Presidente, basta vedere i convegni, basta vedere tutto, sono sempre che ascoltano, mai protagonisti. Appunto, diventano come un corollario di alcune attività su cui, o di alcuni temi su cui noi adulti interveniamo. Allora, siccome abbiamo parlato di ragazzi, volevo salutare anche un altro ospite graditissimo che è Mattia Catapan, Presidente Crossabili, questa creatività. Ciao Mattia, che ha questo uomo, questo ragazzo con tanti ragazzi, pur nella fragilità, sono riusciti invece a far capire a noi, ecco, diventando protagonisti, che la quotidianità può essere vissuta anche da loro, perché si muovono in maniera diversa. Infatti io li chiamo diversamente agili, vero Mattia? Perché vi muovete in maniera diversa, però fate quello che facciamo noi, e questa è la volontà di ferro che, nonostante, come ha detto la Presidente Vincitorio, le grandi difficoltà di quando escono da casa, riescono a superare, più di noi che ci lamentiamo sempre e abbiamo tutto. Allora adesso sentiamo anche Silvano Bright, ecco, questo Presidente di questa associazione, si presenti. Mi sente? Sì, adesso sì. Ecco, si presenti Presidente, chi è, cosa fa? Grazie, buongiorno a lei e ai suoi telespettatori. Villaburi è un'associazione di secondo livello ed è un'associazione nata nel 2003, è un'associazione di associazioni praticamente. È un'associazione nata, come dicevo, nel 2003 e persegue alcuni obiettivi legati un po' al verde del territorio, legati all'accoglienza, legati al dialogo e al confronto tra le varie associazioni. I soci sono 14 soci del territorio veronese che sono sorti e che si sono messi insieme nel 2003, quando la villa stava per essere ceduta dall'istituto che l'aveva in proprietà il maggior offerente. La villa, proprio perché era stata utilizzata in precedenza da una serie di associazioni che promuovevano alcune attività, la curia, gli scout, eccetera, hanno costituito questa associazione con
ripeto, 14 associazioni del territorio veronese, tra le quali citiamo le ACLI, Banca Etica, gli Scout, eccetera, e hanno costituito questa associazione che, come dicevo, si occupa di accoglienza di persone e associazioni, che crea occasioni di dialogo tra le varie realtà, sia le realtà socie sia le realtà che utilizzano gli spazi all'interno di Villa. Allora andiamo a vedere questa villa, devo correre purtroppo, Presidente, perché il tempo è tiranno, poi sentiamo anche Catapan, andiamo a vedere il servizio. Vede Presidente, quello che volevo dirle è che anch'io avevo provato a fare quello che sta facendo lei a Villa Margherita. C'ero quasi riuscita appunto con le associazioni, le più importanti anche, forse anche le più importanti che poi si sono defilate, perché non si fa squadra, Presidente. C'è niente da fare, si fa fatica a metterci assieme, si fa fatica ad aiutarci, ad ascoltarci. Io dico sempre, siamo 350 associazioni di volontariato, ma troviamo ancora una solitudine pazzesca perché non riusciamo ad arrivare, perché non conosciamo, non ci danno i nomi e i cognomi, dicono che c'è la privacy, qualcuno dice che non è vero, quelli più sensibili che amministrano, però siamo fermi. E siamo fermi perché ci sarà anche il profondo sud, ma c'è il profondo nord, Presidente. Siamo molto chiusi, non riusciamo a legare, a capire che da soli non andremo in nessuna parte, facendo squadra arriveremo forse lontano, però bisogna avere l'umiltà di fare squadra e di non pensare di essere arrivati perché è il campanile più alto. Io dico sempre alla politica, a certa politica, ricordatevi una cosa, che voi passerete e noi volontari rimarremo, perciò è solo questione di tempo, basta sedersi sulla sponda e aspettare che i nemici passino, caro Presidente. Catapan, cosa ci racconti? Questa energia, questa forza della natura, so che fai tanti eventi, com'è la storia, cosa vuoi dire? Dopo aver ascoltato sia la Presidente che appunto questo rappresentante di questa importante associazione che era il gruppo associazioni. Vai Mattia. Beh, innanzitutto buongiorno a tutti e buon mercoledì, grazie Mirella per l'invito, è sempre un'opportunità e un onore essere qui. Parto con il filo conduttore che hai appena citato, sono anch'io dell'idea che serve fare rete, serve aiutarci e c'è veramente molta chiusura mentale. Come hai appena detto, noi siamo sempre richiesti, abbiamo appena concluso un grandissimo evento, un nuovo evento in Fiera Pordenone, 8 e 9 10 maggio, Fiera 104 Caregiving Expo, una nuova fiera che nasce per le persone più vulnerabili e persone con disabilità. Noi eravamo protagonisti con un show e soprattutto abbiamo fatto uno stand all'interno dove abbiamo appunto cercato di fare rete, di raccogliere contatti, di dimostrare che noi ci siamo. Il calendario delle settimane successive è veramente intenso, il 16 siamo alla Scuola Serena di Treviso, il 18 siamo a Piombino Dese a Bimbinfiore, il 22 siamo a Scorzè ad Apericuore, dal 23 al 30 siamo a Bibbione perché portiamo in vacanza 8 ragazzi con disabilità. Oltre di essere il problema che non si fa rete, l'altro problema è il lato economico. Hai appena citato che siamo 365 associazioni e tutti che vanno a chiedere supporto da aziende, imprenditori, quindi tutti sono sovraccarichi,
l'esigenza, la necessità è sempre tanta. Noi andiamo avanti come dei carri armati, diciamo, proprio con le idee, con le attività, con le collaborazioni, cercando di appunto aspettare che il nemico passi per fare in modo di far crescere sempre di più la famiglia. Ad oggi stiamo anche iniziando a lavorare con persone con disabilità, stiamo creando un team di lavoro, abbiamo Giacomo Ballan che è il nostro editing, monta i video con la bocca, abbiamo Nicola Giomo che lo stiamo formando a scrivere bandi tramite l'intelligenza artificiale alla Fenice, abbiamo Riccardo Fontana che è un ragazzo di 19 anni dal Trentino che vogliamo farlo diventare stunt bike e quindi cercare di valorizzare e vivere una vita rock and roll. Allora la valorizziamo, diciamo, vedendo anche quello che hai fatto, guardiamo il primo video che ci hai mandato e poi commentiamo. Andiamo a vedere anche Mattia Catapan. Devo rifare la foto, Masi. Non si vede lo stesso. Masi, repeat please. Buongiorno amici, ce l'abbiamo fatta, ci siamo. Partiamo per un lungo viaggio, destinazione Lamborghini. Siamo pronti per una nuova avventura e ufficialmente diamo il via alla stagione 2025. Venite! Non vedo l'ora di arrivare, andiamo a visitare i Lamborghini, come costruiscono le macchine, come costruiscono i motori. Guardavo le Ferrari, a me piace tantissimo Ferrari. E la Lamborghini? E anche Lamborghini. When I hear it coming up like that, I just know that things are gonna end bad. When my body only moves for the beat, you've been waiting for me. I'll just keep dropping it, like there's no stopping it. Then walk with it, la 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 la. La vita, un gioco da ragazzi. Un bel gruppo, veramente una bella massa da muovere, ma sono sicuro che anche oggi ci divertiremo e faremo un altro pezzettino del puzzle. Bravo ragazzi, un attimo d'attenzione, come già sapete la ciliegina sulla torta oggi sarà andare a visitare Lamborghini. Questo è stato possibile grazie a Davide, lui ha lavorato all'interno dell'azienda per 22 anni, siamo qui oggi e grazie al suo impegno. La fondazione Protection for Kids ci ha aiutato a finanziare la giornata. Da oggi inizia ufficialmente la nostra collaborazione, avremo tantissime cose meravigliose da fare prossimamente. Presidente vincitorio, qui abbiamo visto Mattia Catapan che porta questi ragazzi alla Lamborghini, il passato, presente e futuro. Io li ho portati invece a visitare i musei a Venezia, tutti, e devo dire anche alla Fenice, che tutti sono stati meravigliati dalla curiosità di questi diversamente agili e soprattutto con quanta ammirazione questi occhi che guardavano questi spazi, questa cultura, questa arte e facevano domande con senso, alle quali le guide rispondevano, ma anche loro meravigliate. Poi siamo andati alla Fenice, abbiamo diviso i gruppi e anche là una meraviglia. Il direttore generale, il dottor Andreeri, che spiegava questa cultura enorme, li ha fatti sedere su questo palco dell'imperatore. Ecco, con quanta compostezza, quanta serietà ascoltavano e guardavano. Ecco, la cultura riesce a fare questo, Presidente, mi sono accorta. Arriva dove qualcuno non riesce a capire che solo in silenzio e guardando cosa abbiamo in casa, la meraviglia, l'arte, la cultura che noi respiriamo questo, non si va avanti con questi ragazzi che sono bravi.
Infatti, intanto questi video mi facevano venire alla mente una parola, inclusione. In un periodo in cui c'è poca inclusione, addirittura abbiamo delle nazioni in cui i presidenti escludono questo termine proprio dal linguaggio comune, credo che noi come italiani, ma anche e soprattutto come europei, dobbiamo sottolineare i valori dell'inclusione, perché includere non significa solo includere i disabili o, come dice lei, bellissimo, diversamente agili. Ma significa anche dare speranza e significa anche confrontarsi con culture diverse, ma questo possiamo farlo solo se conosciamo e siamo consapevoli della nostra cultura, e quindi i ragazzi hanno bisogno di bellezza e hanno bisogno di vivere la cultura attraverso l'emotività, un'emotività però ben orientata e che dovrebbe in qualche modo nascere all'interno della famiglia anche, perché spesso queste deviazioni e queste gang sono determinate da una situazione familiare e sociale piuttosto difficile e da una incapacità di controllare le emozioni. La rabbia soprattutto. Sì, appunto. Quindi credo che sia importante parlare di cultura, ma non a livello trasmissivo, non attraverso semplicemente i programmi scolastici che adesso vogliono ritornare a bombardare a scuola, ma attraverso e qui è un compito veramente molto arduo da parte dei docenti, di trasmettere la cultura attraverso una consapevolezza e una capacità critica. Con il famoso PNRR sulle scuole si sono rovesciati quantità di denaro che è servito per comprare degli strumenti, ma questi strumenti non sono sufficienti, perché bisogna che ci sia una consapevolezza, una capacità critica di utilizzo degli strumenti digitali e anche la capacità di conoscere la realtà che c'è, la realtà in cui vivono i giovani, il sociale, però dare ai giovani la capacità di essere critici di fronte a questo sociale. Allora andiamo a vedere anche un altro video che ha portato la professoressa Vincitorio e poi lo commentiamo. Benvenute. C'è un problema. La prima di color di cui novelle tu vuoi saper, mi disse quegli a lotta, fu imperatrice di molte favelle. A vizio di lussuria fussi rotta, che libito felicito in sua legge, per torre il biasmo in che era condotta. E lei Semiramis, di cui si legge che succedette a Nino e fu sua sposa, tenne la terra che il soldan corregge. L'altra è colei che s'ancise amorosa e ruppe fede al cener di Sicheo. Poi è Cleopatras lussuriosa. Elena vedi, per cui tanto reo tempo si volse, e vedi il grande Achille, che con amore al fine combatteo. Vedi Paris, Tristano, e più di 1000 ombre mostrommi e nominommi a dito, ch'amor di nostra vita dipartille. La regina degli Assiri Semiramide è citata come esempio di lussuria da Virgilio. Questo perché ella si lascia travolgere da passioni distruttive che la portano a vivere nel vizio e a diffondere comportamenti immorali. Didone, invece, viene presentata come vittima di un amore fatale che la spinge alla disperazione e al suicidio. Viene così condannata a vagare nel girone dei lussuriosi per sempre, dove paga il prezzo della sua passione irrefrenabile. Un'altra figura femminile che ha preferito la morte ad una vita struggente è Cleopatra, condannata da Dante a soffrire nell'inferno, dove il suo desiderio e la sua bellezza vengono puniti senza fine. Tutti sappiamo che la causa della famosa guerra di Troia è il rapimento della moglie di Menelao, Elena, da parte di Paride. In questo canto Elena rappresenta il potere che ha l'amore su noi umani, la sua capacità di travolgerci e di offuscare la nostra mente, rendendoci vittime di un sentimento così forte.
Altra figura che condanna Dante è Achille, l'invincibile eroe greco, di cui alcune leggende narrano che, vinto dall'amore per Polissena, figlia di Priamo, venne ucciso a tradimento dal fratello di lei, Paride. Ultimo personaggio citato da Virgilio nel suo discorso è Tristano, cavaliere della tavola rotonda, che è stato ucciso da suo zio per essersi innamorato della moglie. Sii della terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende, per aver pace coi seguaci sui. Amor che al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor che nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacessi forte, che, come vidi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Cain attende chi a vita ci spense. Allora, prima di commentare questo bellissimo video, la ringrazio veramente, Presidente. Sentiamo Rinaldo da Venezia, veloce Rinaldo, grazie. Ciao Mirella. Innanzitutto voglio salutare Catapaldi, che è una persona squisita, ma la cosa che fa per gli altri è veramente una persona da aiutare, da dargli di tutto, perché è un gran bravo figlio e ho piacere di vederlo da chi Mirella. E dopo, in quanto riguarda l'arte, non avremo da andare tanto e tanto, perché qua è bravo Catapaldi, bravo. Per quello che riguarda l'arte, siamo a Venezia, abbiamo Padova, abbiamo Verona, di cosa avremo bisogno di andare dove? Ma se è serenissima, cosa ha fatto? Cosa ha? Mi sono veneziano, sono nato a Venezia, ho lavorato con i barchi fino a 75 anni, la conosco come i miei scazzeri. Venezia, in qualsiasi parte del campo che ti va, c'è storia, c'è cultura, perché tutto hanno messo, con il Cese, con i fontane, con tutto, l'hai capito Mirella? E i fiori giovani, basta portarli con le scolasche, ma qui da 10 anni, 12, impara tante che robe, mi verso una certa età, e so casa, va bene. Mi piace la storia di Venezia. Capisco robe che ho scoperto dopo, non sapevo neanche che esistesse e ero sotto casa. Cosa vuol dire? Ma non occorre che da nessuna parte. Qua nel Veneto abbiamo di tutto. Dobbiamo divulgare. Pensa che nel 600 qua a Venezia, con la Serenissima, che c'era 300 tipografie. A Roma che ne era 100, a Firenze ne era 200 o 150. Dobbiamo divulgare l'arte, la cultura, tutto quanto. Poi basta che ti vai in qualsiasi parte. Grazie Rinaldo, basta, se no non ce la faccio, tantissimo video, ma ti ringrazio anche per le riflessioni che fai al mattino con Sveglia Veneto e Mirella. Per la mia domanda, grazie Rinaldo caro. Presidente, è anche questa, ma forse questa didattica costruita da loro, noi l'abbiamo vista, ecco, loro devono essere protagonisti, se no li annoiamo. Ecco, secondo me la storia, la geografia, la matematica deve renderli protagonisti, perché allora riesci a catturare e intrigarli, ma si fa poco, loro sono sempre che ascoltano. Ecco, forse oltre ad andare nello spazio, forse dovremmo capire che bisognerà cambiare anche metodo di insegnamento, intrigarli di più, perché li abbiamo visti quando gli intrighi cosa riescono a fare e come si esprimono. Avete sentito, avete visto, nella meraviglia le parole. Presidente. Sì, appunto, grazie per aver passato questo video, perché è una sezione di un video e di un progetto che è stato realizzato con il Liceo Duca degli Abruzzi, e mi piace citare anche il professore Giovanni Iozia e
e la classe è una terza, quindi un terzo anno di un liceo delle scienze, quindi neanche tanto. E le immagini bellissime che avete visto, che sono inedite, sono state costruite dai ragazzi con l'intelligenza artificiale. Allora, lì sono diventati loro, io ho detto che devono venire a farci un corso su come si può creare e come ci si può porre in maniera propositiva nei confronti dell'intelligenza artificiale. E poi il passato, quindi i versi di Dante, quelli che avete ascoltato, vengono rielaborati e commentati. Certo, per fare questo c'è bisogno di un rinnovamento, ma è da anni che si parla di nuove metodologie, di nuovo modo di insegnare e più che altro nella scuola è caratterizzata, la scuola italiana, da situazioni a macchia di leopardo, non c'è una linea precisa dappertutto, ci sono docenti volenterosi, docenti che si aggiornano e invece a mio avviso dovrebbe esserci un processo di rinnovamento ma fatto generalizzato e in maniera quasi obbligatoria e noi vediamo in queste situazioni che i ragazzi rispondono. Allora io ho avuto proprio un docente giovane, ha detto: noi tutte le mattine docenti è come salissimo sul Monte Bianco, noi abbiamo tutto davanti, vediamo tutto e possiamo scoprire tutto, però bisogna avere la voglia di scoprire. E allora io ho detto: ha ragione, è proprio così, però io non devo essere fortunato come ragazzo o ragazza ad avere quell'insegnante, quella scuola. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto, che è conoscere, conoscere, imparare, essere intrigato. Non si fa così. Cioè, eppure, nonostante queste limitazioni, e io ve lo dico tutte le mattine, noi abbiamo una montagna di bravi ragazzi nel vero senso della parola, non quelli che si uccidono o che muoiono perché giocano con la morte. Quelli, secondo me, è un'altra cosa. Questi sono i bravi ragazzi, quelli che avete visto, che creano, che se tu gli dai il gioco loro giocano e forse riescono a far giocare anche te in maniera diversa. Giusy, vai Giusy, veloce! Ciao Mirella, buongiorno alla tua ospite. Ascolta Mirella, posso cambiare discorso? Veloce. Ieri sono andata dalla mia dottoressa e mi ha fatto un'impegnativa con biglietto con su scritto che non riconosce l'esenzione 7R2. Cioè sono andata al CAF, dai primi di aprile hanno cambiato questo sistema. Sono andata al distretto sanitario col 730 riferito all'anno precedente, appartenente al nucleo familiare con reddito complessivo lordo di 36.151,98. Chi entra in questi soldi non paga il ticket, però ogni anno devono farsi l'esenzione, l'autocertificazione. Dopo possono informarsi al proprio distretto, insomma, ma dai primi di aprile chi sfora questi 36.000, anche i centesimi, devono pagare il ticket, altrimenti non lo pagano. Però ogni anno devono farsi l'autocertificazione, è venuta fuori questa legge. Grazie cara Giusy, dai sempre informazioni importanti. Io penso che dovrebbe essere anche un ruolo del medico di famiglia questo, perché veramente ormai è tutto digitalizzato. Ecco, i nostri diversamente giovani non sono all'altezza, ecco anche qua parliamo di intelligenza artificiale e abbiamo queste persone che meriterebbero molto di più di essere accompagnati anche in percorsi diversi, anche con questa nuova tecnologia. Allora, Presidente Bright, cosa ci dice? Tanta tecnologia, ha visto la meraviglia di questo servizio creato con l'intelligenza artificiale, chissà se forse riusciremo a unire le forze e aiuteremo tante persone in difficoltà proprio grazie all'arte, alla cultura, alla storia e alla bellezza. Cioè, non ci manca niente, basta solo che partiamo. Cosa dice Presidente? Voce, microfono. Voglio citare un esempio
con una scuola con cui stiamo lavorando. È un istituto in Audi di ragazzi delle superiori, di un istituto tecnico per il turismo. I ragazzi sono in sintonia con la nostra associazione e vengono saltuariamente a fare una serie di servizi all'interno della villa e la pubblicazione degli stessi sui social. Questo rende una visibilità particolarmente interessante all'associazione, ma soprattutto inserisce questi ragazzi con una operatività e una digitalizzazione che altrimenti per loro sarebbe impossibile, perché qui possono effettivamente lavorare in maniera concreta e poi vedere i loro risultati anche del lavoro che viene fatto sia in equipe tra di loro che tra varie sezioni della stessa scuola. Credo che questo sia un esempio da citare perché permette ai ragazzi di fare esperienza diretta sul campo e nello stesso tempo inserire loro, che sono giovani, in una realtà come Villa Buri, che raggruppa, come dicevo prima, associazioni e realtà di tipo diverso. Questo si crea questa osmosi e questa continuità e comunicazione che permette ai ragazzi e agli adulti in un dialogo, avere confronto tra le varie realtà del territorio. Credo che questa sia un'esperienza che può essere ripetuta da altre associazioni. Allora andiamo a vedere anche questi crossabili all'Expo, andiamo a sentire e a vedere, poi commentiamo con Mattia Catapan. Signore e signori, dietro di me i piloti sono arrivati, i gazebi sono montati, le moto sono pronte. Tra poco inizieremo con lo show di stuntman. Per poi fare una grossa motobuggy terapia. All'interno del padiglione 5 bis 153 abbiamo anche lo stand crossabili, ben equipaggiato. E oggi siamo qui alla fiera di Pordenone 104 Cargive Expo e daremo un po' di show. Venite a trovarci perché ci divertiremo. Ciao! Senti Mattia, ma quando alla sera si chiude il sipario, cosa vedi nei volti di questi ragazzi? Cosa ti dicono? Cosa senti, Mattia? Quando alla sera si chiude il sipario, Mirella, mi dico: ma chi me lo fa fare? No, la verità è che è proprio questo, sono proprio i ragazzi che mi spingono ogni giorno a mettermi in gioco, a dare il meglio, anche perché siamo arrivati a sostenere dei ritmi veramente complessi e difficili. La verità è che non ci sono parole, bisogna provare per rendersi conto che regalare la propria passione, essere d'aiuto, dare speranza, riempie proprio il cuore di gioia, ed è proprio amore puro, è proprio il senso della vita ed è la cosa veramente straordinaria, cioè non ci sono tante parole, bisogna provare per capire quanto bello è. Senti Mattia, io lo so che tocco un tasto dolente con te, ma tanto io non ho problemi di toccare questi tasti, anche perché sono pubblici. Ecco, abbiamo letto il bilancio della Regione dove sono stati elargiti questi contributi alle associazioni. E io avevo anche un'associazione, una mamma con 2 bambini, col marito che soffre purtroppo di Alzheimer a 35 anni, che fa una fatica enorme a sopravvivere. Poi leggo, perché era pubblico, i soldi dati, i contributi dati, con tutto rispetto per le associazioni. Abbiamo letto una dama 250.000 euro a una dama. Allora io, con tutto il rispetto che ho per le dame, però mi sembra che sia eccessivo, nel senso che dovrebbe essere, visto la fatica che fai anche tu e tante associazioni proprio per cercare di usare la parola inclusione, di usare la parola scuola, arte, bellezza, accompagnamento, ho detto: ma come mai
così. Allora forse, siccome sono soldi pubblici, sarebbe utile che qualcuno, prima di dividere con queste cifre, riuscisse anche a farci capire perché quello 250.000 euro e gli altri 250.000 euro e gli altri neanche uno, perché siete arrivati sempre tardi, anche se parliamo di storie che hanno più di 20 anni. Cosa vuoi dire tu sentendo questa cifra, Mattia? Allora, sono un po' contro le regole, sicuramente non sono politicamente corretto come la penso. Quello che voglio dire è che è veramente la gara del più furbo, tra virgolette, perché nel nostro caso ormai abbiamo creato una credibilità, lavoriamo con la massima trasparenza, però al lato economico siamo abbandonati, cioè io devo continuare a fare l'elemosina per poter continuare a fare del bene, ed è veramente psicologicamente devastante, anche perché appunto non è che facciamo la bella vita, cioè siamo veramente concreti, tesseramento a costo zero, pasti gratuiti, eventi completamente gratuiti per i ragazzi che partecipano. Praticamente bisogna essere bravi a scrivere, bisogna avere i contatti giusti, tanto che noi praticamente non abbiamo mai ricevuto niente. Mi aggancio prima anche alla Giusy della telefonata che ha fatto. Un altro problema, questo dal punto di vista di associazione, gestione, entrate, uscite, ma anche dal punto di vista privato, sei abbandonato a te stesso nella burocrazia. Tieni conto che adesso ci sono stati dei tagli nel nomenclatore e delle cose che io non sapevo neanche fossero passate, ma ad esempio non passano più le gomme della carrozzina, cioè è veramente difficile. Però vedi Mattia, scusa se corro, ma devo andare anche in pubblicità. Il problema è che io l'ho detto pubblicamente, ho anche detto se qualcuno mi spiega perché, noi saremo anche contenti se ci spiegano perché questi soldi. Avevo anche un rappresentante regionale, ecco, che anche lui è rimasto perplesso, però è andato poi a verificare, non l'ho più sentito. Allora vuol dire che era vero quello che dicevo, perché può darsi che avesse letto male, può darsi che non fosse vero, può darsi che c'era un motivo. Perché capisci Mattia, noi che viviamo il mondo delle fragilità, a essere trattati sempre a pesci in faccia non va neanche bene sempre tacere. Bisogna anche che cominciamo anche ad alzare la voce, perché non è possibile che se tu non fai parte del cerchio magico non riesci ad avere niente, perché questo è quello che vi dico tutte le mattine. Siccome noi ci lavoriamo e lavoriamo sodo, perché anche io ieri con tutta la mia squadra abbiamo finito alle 9 di sera per seminare, per cercare di portare questi beni al banco alimentare che poi il terreno produrrà, si spera, perché c'è un lavoro immane, con tutti questi volontari a costo zero, e non riusciamo ad avere neanche gli auguri di Natale, non alla Mirella che non me ne può fregare di meno, ma a questi volontari che abbiamo di 80 anni, di 70 anni, che anche con gravi problemi, magari patologie, riescono a dare quell'ora, quelle 2 ore di volontari. Capisci che non ci sto più a stare zitta. Tanto qual è il problema, Mattia? Dobbiamo iniziare a parlare come fai tu, a dire come stanno le cose, perché la gente a casa non le sa, non le conosce, e questa rabbia che poi viene trasmessa a questi ragazzi la vediamo perché nessuno la controlla. Anzi, Presidente, qua lo chiedo a lei, ho il dubbio che qualcuno cerca di guadagnarci magari qualche voto con questa rabbia, mettendo l'uno contro l'altro. Ma quando tu vai a parlare con questi ragazzi come faccio io, senti che hanno un disagio incredibilmente terribile che qualcuno dovrebbe cogliere, dovrebbe aiutare, perché quando tu chiedi ma cosa vorresti fare, loro ti dicono può essere la moda, può essere la musica, può essere il restauro, chissà, il falegname. Eppure qualcuno tende a non ascoltare. Perché? Eppure con questo andremo avanti, perché prima o dopo ci arriveremo, anche se qualcuno non vuole, ma ce la faremo, perché loro sono positivi, come ha detto lei. Una ragazza mi ha detto, Presidente, guarda Mirella, prima o poi il futuro sarà nelle nostre mani, e allora io sono fiduciosa. Prego Presidente, poi andiamo in pubblicità. Sì, io credo che il discorso sia molto complesso. Intanto dal punto di vista proprio della
tipologia italiana la meritocrazia non va avanti a nessun livello, e quindi sarebbe proprio da chiedere ad alta voce che ci sia una politica che sia una politica positiva, una politica che vada incontro alle famiglie che hanno problemi, incontro sia capace di ascoltare questi giovani che sono un po' abbandonati a se stessi, e proprio dopo il Covid c'è un bisogno di aggregazione, un bisogno di essere ascoltati, e perché la solitudine è diventata, si è molto diffusa, quindi bisogna che chiediamo a gran voce un po' tutti, sia a livello di associazioni sia a livello individuale, che si faccia avanti la meritocrazia, che ci sia trasparenza nella concessione dei contributi e che ci siano scelte precise da parte delle amministrazioni locali, regionali e italiane nel valutare il merito anche delle associazioni. Pubblicità. Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore, ma sa conoscere la prima radice del nostro amor. Tu hai cotanto affetto, dirò, come colui che piange e dice: noi leggevamo un giorno per diletto, di lancillotto, come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse, quando leggemmo il disiato riso esser basciato da cotanto amante. Questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi basciò tutto tremante. Galeotto fu il libro, e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avante. Paolo e Francesca sono i due personaggi più celebri del canto quinto dell'Inferno, una coppia la cui storia d'amore continua ad essere ancora oggi tra le più struggenti. Francesca da Rimini, infatti, si innamorò del cognato Paolo Malatesta e, scoperti dal marito di lei, Gianciotto Malatesta, furono uccisi. Dal punto di vista simbolico, Paolo e Francesca rappresentano l'eterna contraddizione tra amore e peccato, tra passione e punizione divina. Se da un lato il loro amore appare puro e sincero, dall'altro è motivo della loro dannazione, poiché è avvenuto al di fuori di un matrimonio e all'interno di un tradimento. Questo episodio ci porta a riflettere su quanto l'amore possa essere un sentimento travolgente con un potere irresistibile, capace di sublimare l'anima ma anche di distruggerla, con conseguenze violente che arrivano all'omicidio. La vicenda è raccontata da Francesca stessa con toni talmente struggenti e commoventi che Dante, sopraffatto dalla pietà per i due cognati, sviene alla fine del canto. Quando tu sarai tornato al mondo e riposato della lunga via, ricorditi di me che sulla pia. Siena mi fe, disfecimi Maremma, salsi colui che inanellata pria, disposando una via con la sua gemma. La figura di Pio de Tolomei viene introdotta per la prima volta al verso 133. Ella si presenta come la Pia, nata a Siena e uccisa in Maremma. La donna era forse una nobile appartenente alla casata di Tolomei e sposata con Nello de Panochesci, signore del castello di Pietra in Maremma. Pia de Tolomei sarebbe morta proprio per mano del consorte, forse gettata giù da una finestra del castello o a causa di gelosia o nell'intento di contrarre un altro matrimonio. Questo personaggio rappresenta un simbolo di dolore silenzioso. La sua breve e toccante richiesta di ricordo la rende un personaggio memorabile, che incarna la sofferenza e la tragedia di un destino crudele, di una storia di violenza e femminicidio. Dalla delicatezza di Pia le permette di accennare soltanto alla sua morte, e in lei non c'è alcun rimpianto per la vita terrena né odio verso il suo uccisore, ma semplicemente una profonda malinconia e delusione nel sapere che colui che avrebbe dovuto proteggerla è invece stato la causa della sua morte.
Allora, io non so se avete capito l'importanza di quello che vi ho fatto vedere. Guardate che sono stati i ragazzi a fare questo, a trovare le immagini, a creare questo video meraviglioso. Allora, volevo salutare sia Mattia Catapan che il presidente che abbiamo visto, che non poteva più fermarsi, Silvano Bright, perché dovevano andare via, perché ormai l'ora è passata. Li ringrazio e li saluto, e soprattutto questa bellezza, Presidente, che traspare anche dalla sensibilità che hanno avuto nel creare questo video, una sensibilità incredibile. Hanno parlato e hanno letto in latino, cosa non facile, hanno fatto la storia che magari molti di loro non avrebbero mai immaginato che li intrigasse così tanti. Ma perché? Perché hanno avuto anche gli strumenti che a loro piacciono per fare questo, e loro sanno adoperarli. Prego, Presidente. Sì, i testi sono passi, versi della Divina Commedia, quindi uno pensa alla Divina Commedia o a Dante come una cosa vecchissima, che è noiosissima, ma anche è vero che a scuola l'abbiamo imparata anche in maniera noiosa, però ci sono modalità diverse, quindi questi ragazzi hanno dimostrato come Dante fosse veramente anche un profeta del futuro, perché hanno parlato di amore attraverso l'episodio di Paolo e Francesca, hanno riflettuto sul discorso dell'amore. Infatti la ragazza lo dice: l'amore può essere un sentimento potente, però nello stesso tempo può portare all'omicidio. Indirettamente era una riflessione sui femminicidi, quindi si può vedere come testi antichissimi, però l'alta letteratura può portare a riflettere anche sul presente. Io concluderei con una frase di Carducci, addirittura del 1870, rivolta agli studenti dell'Università di Bologna in occasione della costituzione della bandiera italiana, e Carducci dice: tornate, o giovani, alla scienza e alla conoscenza dei padri, e riponetevi il cuore quello che fu il sentimento, il voto, il proposito di quei vecchi grandi che hanno fatto la patria. L'Italia avanti tutta, l'Italia soprattutto. Credo che questo sia un messaggio potente che è necessario in questa fase storica, ed è necessario che noi trasmettiamo, che noi diventiamo consapevoli, ma che lo trasmettiamo anche ai giovani. La Presidente Vincitorio si fermerà ancora con noi, perché continueremo a vedere un'altra parte del video, perché è emozionante, è bellissimo, fa capire che ragazzi abbiamo se li lasciamo e li intrighiamo a lasciare loro diventare protagonisti, e questi sono i risultati. Pubblicità. La nostra carità non serra porte a giusta voglia, se non come quella che vuol simile a sé tutta sua corte. E fui nel mondo vergine sorella, e se la mente tua ben si riguarda, non mi ti celerà l'esser più bella, ma riconoscerai che son piccarda, che, posta qui, con questi altri beati, beata sono in la spera più tarda. I nostri affetti, che solo infiammati son nel piacer dello Spirito Santo, letizian del suo ordine formati. E questa sorte che par già cotanto, però n'è data, perché fuor neglette li nostri voti, e voti in alcun canto. Chiaro mi fu allor come ogni dove in cielo e paradiso, ezzi la grazia del sommo ben d'uno non vi piove. Ma sì come egli avvien, su un cibo sazia ed un altro rimane ancor la gola, che quel si chere di quel si ringrazia. Così feci io con atto e con parola, per apprender de lei qual fu la tela, onde non trasse infino a co la scuola. Perfetta vita e alto merito in ciela donna più su, alla cui norma nel vostro mondo giù si veste e vela, perché fino al morir si veghi e dorma con quello sposo ch'ogni voto accetta, che caritate a suo piacer conforma. Dal mondo, per seguirla, giovinetta fuggimi,
e nel suo abito mi chiusi e promisi la via della sua setta. Uomini poi, a mal più cabenusi, fuor mi rapiron della dolce chiostra. Iddio si sa qual poi mia vita fusi. E quest'altro splendor che ti si mostra dalla mia destra parte e che s'accende di tutto il lume della spera nostra. Ciò che dico di me, di sé intende. Sorella fu, e così le fu tolta di capo l'ombra delle sacre bende. Ma poi, che pur al mondo fu rivolta contra suo grado e contra buona usanza, non fu dal vel del cor già mai disciolta. Questa è la luce della gran costanza, che del secondo vento di soave generò il terzo e l'ultima possanza. Così parlommi, e poi cominciò Ave Maria cantando, e cantando vanio come per acqua cupa cosa grave. La vista mia, che tanto lei seguio quanto possibil fu, poi che le perse, volsesi il segno di maggior disio, e a Beatrice tutta si converse. Ma quella folgò nel mio sguardo, sì che da prima il viso non sofferse, e ciò mi fece addimandar più tardo. Nel terzo canto del Paradiso, Dante racconta le storie di Piccarda Donati e Costanza d'Altavilla, due donne che hanno visto i loro desideri infranti, ma hanno trovato la pace nell'accettazione del loro destino. Piccarda, costretta a lasciare la vita monastica per matrimonio, accetta serenamente la sua condizione, esprimendo gioia per la giustizia divina. La sua figura simboleggia la forza della dolcezza e la capacità di trasformare il dolore in amore. Accanto a lei c'è Costanza, madre di Federico II, che subisce un destino simile, costretta a rinunciare alla sua vocazione religiosa per ragioni politiche. Anche lei accetta il suo sacrificio, trovando pace nella volontà divina. Entrambe, seppur vittime delle circostanze, raggiungono la perfezione attraverso l'umiltà e la fede, trasmettendo un messaggio universale di speranza e serenità. Guardate chi è venuta a trovarci questa mattina, so a voi molto gradita, Morena Martini, già sindaco di Rossano Veneto, ma soprattutto insegnante questa mattina, che ha guardato queste immagini che hanno creato i ragazzi, veramente stupita. Cos'è l'insegnamento, Morena Martini, nel 2025 per catturare e intrigare i ragazzi? Allora, l'insegnamento è una grande fortuna, perché innanzitutto deve essere passione e missione, perché insegnare ai bravi sono bravi tutti, cioè non si fa fatica di insegnare a dei ragazzi già dotati. Il vero insegnante esce nel momento in cui ha davanti dei ragazzi con difficoltà. E riuscire a infondere sicurezza di sé a dei ragazzi che hanno difficoltà è, penso, il premio più grande per una persona che ha scelto dell'insegnamento il proprio lavoro. Insegnare nel 2025 è completamente diverso che insegnare nel 2020, nel senso che in pochissimi anni sono subentrate così tante novità e tecnologie nel mondo dei ragazzi che noi insegnanti facciamo fatica ad adeguarci. Abbiamo parlato dell'intelligenza artificiale, ho visto questo splendido prodotto dei ragazzi che hanno saputo dare indicazioni ad una macchina per realizzare immagini, suoni e contenuti che possano spiegare un canto, delle figure del canto di un canto del paradiso. L'intelligenza artificiale di per sé ha sconvolto completamente quelli che sono i canoni dell'insegnamento, perché vi faccio un esempio. Tu dai un compito per casa a seconda liceo, dai un compito per casa di produzione e dici fate un tema di 300, una composizione di 300 parole utilizzando il futuro e parlando di quello che farete quest'estate.
Questi ragazzi vanno a casa, aprono ChatGPT e dicono: sono un ragazzo di seconda liceo, ho un livello linguistico in spagnolo di A2, mi fai un compito di 300 parole mettendo anche qualche errore così dove al futuro parli, e nel giro di un secondo questa macchina dà risultato. E per noi insegnanti poi diventa impossibile o molto difficile poter capire se c'è farina del sacco del ragazzo, se è frutto tutto di una macchina. Quindi dare il compito per casa non serve più a nulla, dobbiamo rivedere il tempo lezioni in classe, far fare, io parlo di quello che faccio io, fare in modo che i ragazzi in classe abbiano tempo di eseguire degli esercizi scritti, mentre a casa si lascia si lascia il tempo dello studio, dove lo studio diventa un apporto individuale. Ma se ci pensate bene, cambia completamente quello che è l'orizzonte di come siamo stati abituati noi a vedere la scuola, ecco, e sarà sempre più così e ci saranno sempre più novità. Corsi di aggiornamento questo governo ne ha forniti tanti, perché con il PNRR troppi, concordo con la dirigente. E quindi chi ha avuto, gli insegnanti che hanno avuto la buona volontà di iscriversi a questi corsi hanno avuto anche molte possibilità di aggiornamento, ma non tutti gli insegnanti hanno volontà e desiderio di aggiornarsi, perché c'è, io non voglio difendere nessuno, non voglio accusare nessuno, però come in tutte le professioni c'è molta stanchezza. Siamo oberati di incarichi, diciamo così, non legati all'insegnamento, ma legati alla burocrazia, che viene fatta sempre di più dagli insegnanti e sempre meno dalle segreterie, non perché non fanno niente, ma perché sono oberate di altro. Pensiamo alle rendicontazioni di PNRR, per esempio, ecco, quindi sono tutte cose nuove anche per loro. E c'è questa scuola in continua evoluzione che si basa ancora molto sulla volontà dei singoli docenti. E poi, Mirella, i ragazzi sono sempre più fragili, perché ne parlavamo anche con le colleghe di dipartimento, sempre più ragazzi certificati con dislessia, con disgrafia, discalculia, questa forma di fragilità neurocognitiva che è l'ADHD, che ne parlavamo prima. Si manifesta in tantissime forme, perché non c'è una ADHD, c'è la persona che soffre di ADHD dove questa neurodivergenza si può manifestare in moltissime cose. Ci sono delle persone con un quoziente intellettivo altissimo che hanno l'ADHD, questo non impedisce loro di diplomarsi e di laurearsi con una fatica magari immane rispetto ai tempi normali di altre persone, ecco, dove la parola normale la uso in modo improprio, che però ancora molti colleghi e molti dirigenti non riconoscono, perché il ragazzo sembra normale. Allora dice: ma è solo molto agitato, ma è uno che non sta fermo, ma è uno che... bisognerebbe avere l'umiltà di stare in ascolto e, come dico sempre, bisognerebbe che queste persone che non credono a queste malattie abbiano la grazia di avere un figlio o un parente con quella malattia, perché allora se ti tocca da vicino ti fermi e rifletti. Vedi Morena, io prima ho portato un esempio di un insegnante che ho avuto ospite, un ragazzo giovane, anche molto molto attento e sensibile a questa professione che è una missione. E dicevo appunto alla Presidente Vincitorio che lui ha detto: noi tutte le mattine è come salissimo sul Monte Bianco, certo. Di fronte abbiamo tutto, vediamo tutto, certo. E se veramente abbiamo voglia di fare l'insegnante basta scendere dal monte e andare a vedere chi ha bisogno di aiuto, perché li vediamo. Il problema è, e l'ha detto lui, che molti colleghi, come hai detto tu, non lo fanno. Per quale motivo non lo so, perché appunto hanno scelto l'insegnamento,
Però io vedo questo e questo fa molto male sentirlo da un insegnante, perché poi questi messaggi arrivano a questi ragazzi, loro sono molto sensibili, specialmente i più fragili, più difficili. Lui ha anche portato un esempio, io ho avuto anche un ragazzo e quando vedevo così sapevo che lui in quel momento non poteva più stare in classe. Lo lasciavo uscire, andava in giardino, stava fuori 20 minuti, poi rientrava. Bisogna che siamo anche noi, come hai detto tu, a scendere da sto piedistallo e capire che in quel momento hai la fragilità di fronte, la devi aiutare. Ma io penso, Presidente, una volta io avevo degli insegnanti che avevano 30-40 ragazzi da soli, eppure riuscivano a gestire tutto. Poi non siamo cresciuti così male, per carità, avremmo fatto tante cose che adesso sono incredibilmente stupide, qualcuno dice, però abbiamo anche imparato. Adesso abbiamo tutto e questi non sanno neanche più a scrivere. Mi scrivono i biglietti, dico tesoro, ma io non riesco mica a leggere. Non riescono neppure più a scrivere. Ma cosa sta succedendo, Presidente? Perché loro sono là che aspettano di essere presi per mano? Perché fanno questi percorsi, ma c'è chi li ha guidati a questo percorso, non è che sia venuto a caso. E questa è sensibilità da chi si mette dall'altra parte, loro sono in cattedra e io ti sto guardando e dico adesso ti dico secondo me un percorso che potremmo fare assieme. Prego, Presidente. Allora, intanto direi che è cambiato un po' il contesto sociale e anche la relazione tra scuola e società. Se negli anni passati c'era una società una scuola che era simile alla società o che rispondeva, si interagiva con la società, attualmente diciamo che la scuola è rimasta un po' isolata, sono cambiati i genitori, sono cambiate le relazioni tra genitori e docenti, purtroppo sono cambiati un po' anche i dirigenti. Io in quanto ex dirigente, sono via dalla scuola da 10 anni, però sono sempre in contatto con la scuola attraverso l'associazione, vorrei fare un appello ai dirigenti. È vero che c'è tanta burocrazia e tanta imposizione dall'alto, però il ruolo del dirigente è anche quello di assumersi la responsabilità di limitare la burocrazia, di venire incontro ai docenti e di lasciare la porta del proprio ufficio aperta, perché ho visto che le porte degli uffici dei dirigenti sono molto chiuse in questo periodo e non c'è un momento di ascolto. L'ascolto, il rapporto con i docenti viene un po' relegato alle mail o altre attività. Credo che il dirigente non è solo il burocrate o l'amministratore o il capo di un'azienda che deve gestire l'amministrazione all'azienda, ma è un leader educativo. Però scusi, devo correre perché purtroppo il tempo è tirato. Non è che all'interno della scuola sia entrata la paura? La porta chiusa perché ho paura perché dopo quegli esempi che abbiamo avuto anche certi dirigenti possono dire la chiudo perché hanno paura, sono con le spalle al muro, non è che possono difendersi più di tanto. Questa scuola aperta, ma a un certo momento questa scuola che si chiude perché c'è la paura non si sa di chi, però qualcuno può entrare e farmi del male. Antonio da Padova, si blocca, poi andiamo avanti. Vai Antonio. Sì, pronto, buongiorno Mirella, buongiorno anche agli ospiti. I tempi sono cambiati, stiamo perdendo i valori. Io mi ricordo che quando ero ragazzino con i miei andavo a messa, a domenica si andava a messa. Adesso non si va neanche più a messa. Perché? Perché io, fatalità, domenica mi serviva una roba e sono andato in un supermercato a prendere sta roba, ma due cosette così, perché sono contrario, perché mi piacerebbe la domenica andare a messa anziché andare a fare mercato. Va bene. È successo che c'era davanti a me alla cassa una coppia di anziani e il marito diceva con la moglie ma scusa sai, ma ti mancavano due cose e spese 250 euro. Perché? Sì, perché logicamente quando tu entri col carrello, tu hai un carrello lungo da qua in fondo e poi dopo devi fare la gincana, è un labirinto. Tu dopo non sai neanche puoi uscire dal supermercato e ti compri qualsiasi cavolata che c'è.
Insomma, quando il marito diceva, si lamentava che ha speso tanto, gli ho detto io col marito, ma forse era meglio andare a messa stamattina. C'è la cassiera si è messa a ridere perché guarda, comunque è vero Mirella, ma una volta si andava a messa, si trovava in parrocchia, cioè anche l'educazione stessa era una cosa elementare, era una cosa naturale. Adesso cos'è che fanno i genitori? E vanno a fare la spesa anche 20 chilometri e si comprano tutte le boiate di sto mondo, si comprano. Ma dico io, quando andai nei negozietti Mirella, ti compravi invece. Molto chiaro Antonio, vado avanti perché ho tanti ospiti e anche vorrei sentire, grazie per la telefonata, Morena Martini, come commentiamo. Tanto fortunati questi anziani, io ne ho altri invece che non hanno neppure un centesimo in tasca, fortunato, un bel esempio Antonio, che sa che qualcosa cambia. È una bella Prego Morena. Siamo nell'epoca del consumismo, è inutile che ce lo diciamo, abbiamo gli armadi di un paese piccolo possono vestire l'intera Africa, lo sappiamo tutti quanti, no? E quindi non c'è. Sul discorso della messa, anch'io sono credente, praticante, non tanto da quando mi è successo quello che mi è successo a Rossano, ma non importa, non ho perso la fede. E non mi sento di fare una colpa o di segnare con il dito le persone che si sono allontanate dalla Chiesa. Quando una persona si allontana da un rapporto importante come quello con Dio, le colpe vanno sempre divise a metà. Quindi spero che questo Papa, come ha fatto Papa Francesco, possa riallacciare i rapporti delle persone di fede con i sacramenti, perché poi frequentare la messa vuol dire andare a comunicarsi, credere nella comunione e nei sacramenti, questa è la cosa importante. I valori, il nucleo valoriale è la famiglia e non dobbiamo relegare alla scuola il ruolo educativo. La scuola nasce con ben altro ruolo, poi ci troviamo a fare anche quello, ci troviamo ad essere psicologi, dottori, madri, padri, sostituire figure. Io quello che a me dispiace, ripensando a tutta la mia carriera che è iniziata scolastica, che è iniziata più di 30 anni fa, è il vedere come anch'io sono cambiata come insegnante, perché tu diventi insegnante sulle spalle dei tuoi studenti, così come diventi genitore sulle spalle dei tuoi figli. Io non sono l'insegnante di 35 anni fa, sono un'insegnante nuova perché, come mi diceva un carissimo amico che è diventato professore universitario, che è il professor Seraggiotto Graziano, che è veramente una grande persona, mi diceva sempre: guarda che sei tu che ti devi adattare alla testa dei 30 ragazzi che hai davanti, non devi pretendere che loro si adattino alla tua, perché farai molta fatica, dividili in sezioni e adattati tu alle intelligenze che hanno. Avete capito? Abbiamo Mirella da Riese Pio X, vai Mirella. Ciao Mirella e buongiorno alle due signore. Ciao. Voglio dire, domenica ero in chiesa perché ero invitata alla comunione a Castagnole di Paese e dietro di me c'era una coppia con un bambino e la bambina era all'altare che stava facendo col prete, insomma. Ho visto il bambino che aveva il cellulare acceso con i cartoni animati, con tutte le sue cosette là dentro e c'era la musichetta dentro in chiesa col cellulare con queste cose e la mamma non ha detto niente, c'era il papà e la mamma vicina e lui là che guardava il cellulare non ascoltava la messa, niente di niente. Un bambino di 6 anni avrà avuto. È una cosa guarda, dell'altro mondo, perché vedere certe cose in chiesa, insomma. Grazie Mirella di questa importante testimonianza, perché fa capire che se poi troviamo le gang ci sarà pur qualche motivo, no?
perché veramente dobbiamo riflettere, forse magari a insegnare ai genitori, ma ritornare a insegnare. Cosa dice Vincitorio? Cosa dice lei dopo probabilmente questa? ci vuole la scuola per i genitori. I genitori adesso, la fascia genitoriale si è abbassata dal punto di vista dell'età e c'è un atteggiamento diverso nei confronti dei figli. Da un lato c'è l'esigenza di lavorare tanto e quindi di lasciare i figli soli, dall'altro poi c'è un po' di disinteresse nei confronti anche dei propri figli. Il modello viene dal rapporto con i genitori, quindi sappiamo bene che queste nuove generazioni anche di quarantenni, cinquantenni sono molto legate ai social e non sempre l'utilizzo dei social è positivo. Il cellulare è diventato un po' la babysitter dei ragazzini e quindi fa comodo quando si va al ristorante, perché adesso si va molto al ristorante con i bambini, lasciare che i bambini utilizzino il cellulare. Quindi anche qui c'è un discorso di crescita dei genitori, di riduzione magari del tempo per i cellulari e dell'incremento dell'ascolto quando si mangia a tavola. Se si riesce a mangiare a tavola tutti insieme la sera, sarebbe bene confrontarsi, discutere, spegnere la televisione o spegnere i cellulari. Vladimiro da Rovigo, vai Vladimiro. Grazie Mirella, ciao, buongiorno. Vorrei fare una domanda, se è possibile, alla signora insegnante, ma anche sindaca per sempre, no? Basta vederla all'aspetto della brava sindaca. Grazie. Cioè, anche stamattina ho sentito spesso, ma una volta è cambiata vita, i valori di una volta non esistono più, eccetera, eccetera. A me mi viene una domanda spontanea da fare, ma siamo sicuri che sia dei valori che andava bene a un tipo di società di una volta, che sia universali, che vada bene per sempre, o esiste dei valori che va bene ovviamente in un tipo di società, ma in un tipo altro di società non è che ne va più bene, ne si più adatti, serve altre cose, altri valori per arrivare eventualmente agli stessi risultati. Faccio un esempio, poi chiudo. 100 anni fa mi abito in Polesine, quindi ho visto i miei occhi, ho 72 anni, quindi ho visto l'evoluzione. L'agricoltura, qua da noi altri, era la principale economia e coinvolgeva migliaia di persone, che già erano di paesi che adesso ha 1600 abitanti, che all'epoca ne aveva 6000. Chiaramente il mondo dell'agricoltura, come dire, portava la gente a vivere e a comunicare tra loro in una certa maniera, e quindi anche i valori, il rapporto era naturale in quella maniera. Adesso l'agricoltura non esiste più come una volta, è tutta un'altra cosa e l'economia è un'altra economia. Quindi a me pare che sia anche abbastanza impossibile che dei valori che andava bene 80 anni fa, ma perché proprio nasceva dal tipo spontaneo di vita di allora, possa andare bene anche oggi. Quindi mi trovo a sbagliare a lamentarsi che non esistono più i valori che c'era 40 anni fa. È naturale, non esiste più quella società. Ecco, il discorso, e chiudo, che ha sfiorato la signora insegnante sindaca, quando ha detto che il suo amico ha detto che deve essere adattarsi alla testa di 30 ragazzi ai quali insegnano il contrario. Cioè, dobbiamo essere noi altri ad accettare la società che cambia e cercare delle nuove forme di coabitazione e quindi dei valori per mantenere viva i rapporti di 100 anni fa. Molto chiaro, Vladimiro, andiamo avanti. Sì, Morena Martini. Allora, intanto grazie Vladimiro, le do ragione, ma tenendo presente che ci sono dei valori che non cambiano mai. La tolleranza, il rispetto degli altri, la responsabilità, l'amore per se stessi e per il mondo che ci circonda. Ecco, ci sono dei valori che sono assolutamente imprescindibili e che non cambiano negli anni. Poi per quanto riguarda l'insegnante a scuola, purtroppo gli insegnanti sono esseri umani e gli esseri umani sono diversi e hanno storie diverse e senza condannare nessuno, ci sono persone che vanno a scuola in un determinato liceo
si diplomano con voti altissimi, perché nella maggior parte dei casi gli insegnanti sono persone che a scuola andavano bene, e guardo la preside, ecco. Poi vanno all'università, si laureano con voti altissimi e rientrano ad insegnare nella stessa scuola da dove sono usciti, e ciò vuol dire che della vita esterna non hanno visto niente, hanno visto la stessa scuola per decine e decine di anni, e mi creda, siamo in tanti che non hanno avuto la fortuna di aprire una CLEC alla mattina e di fare delle altre esperienze lavorative. Ecco, non parlo di me, insomma, ho avuto la fortuna di avere dei genitori con un bar, quindi mi hanno fatto lavorare fin da piccolina, ecco, ma ci sono colleghi che questa fortuna non l'hanno avuta. Allora, a volte mi chiedo, loro riportano nella classe lo stesso modello di insegnamento che hanno vissuto loro, pensando, sbagliando, che questo sia corretto, pensando con presunzione che così come è andato bene a loro, che erano bravi perché Dio li ha dotati di tantissime cose, e debba andare bene a tutti. E laddove c'è un ragazzo con fragilità, ma fisicamente normale, non puoi dirgli quello che vuoi, ma addirittura mettono in discussione le diagnosi dell'ULSS, la diagnosi di ADHD, che viene messa in discussione dai colleghi, ma è normale. Ma non è che uno deve essere fisicamente provato per non essere, tra virgolette, normale. Cioè la normalità di per sé non esiste, perché siamo tutti uno diverso dall'altro. Leone da Trebaselli, che vai Leone? Ciao Milena, grazie, saluto i tuoi ospiti. Allora, io domenica mattina ho perso la messa perché sono andato a prendere la legna nei campi, perché avevo ancora la linea nei campi e mi vergognavo. Allora sono andato, poi ho detto andrò questa sera dai frati a Campo San Piero. Allora poi alla sera mi sono messo in macchina, andato a Campo San Piero, c'era la festa della fragola. Allora là non c'era un posto da parcheggiare, vicino alla chiesa c'è il parcheggio per chiesa, pieno, strapieno. Allora dalla disperazione ho girato la macchina, sono andato all'Arsego, mi sono fatto una coppa di gelato e me lo sono goduto immensamente. Allora, dite che non sono simpatici questa famiglia che ho. Signora Morena. Sì. Lo sa che c'è una canzone che si chiama Morena Te Quiero, che la canta Placido Domingo? Ah, no? L'ha mai sentita? Sì, me la cantava un ragazzo che si era innamorato di me. Ecco, hai capito? Tanti anni fa. Non è il solo innamorato di lei. Allora, volevo dire, perché non si candida Presidente della Regione? Così... Guarda, avrei rubato la parola, ho detto, ma così brava da anni che è in politica, e ce la ritroviamo ancora qua che non riusciamo a capire, pure va d'accordo con un'altra dirigente, io non so politicamente, non voglio neppure saperlo, però vanno d'accordo, hanno buon senso, dicono cose, perché? Perché hanno la passione dell'insegnamento. Ci sono più candidati. Grazie Leone. Allora Morena rispondi, Morena Martina Leone. Grazie Leone, che ha un nome che in questo periodo è famosissimo, quindi ecco, io la ringrazio tanto, ma ci sono più candidati presidenti di regione in questo periodo. Certo che un candidato donna ci starebbe anche bene, non è che... E se mi chiedono, ma tu avresti paura? Ma sono nata pronta? No, paura no. No, io spero... ma sei troppo brava, perché scusa se lo dico, facciamo una parentesi. Io spero nella candidatura. Ma non è che, come diceva giustamente la Presidente Vincitorio, che forse anche nei partiti la meritocrazia non esiste, l'ho anche chiesto. Scusate, visto che non possiamo avere le preferenze, perché non è, cioè, inutile che ce la racconti, non è che, insomma, Morena lascia perdere, per carità. Non è che per caso ho detto avete piacere, magari farete piacere noi, di mettere persone brave, competenti che veramente questa meritocrazia, perché il paese ha bisogno di questo, non è che ha bisogno, come hai spiegato, di certi cervelli che poi alla fine non producono niente, sono rami secchi. La meritocrazia in politica, ma esiste la meritocrazia, Morena Martini? Allora, ha sospirato intanto. Io faccio la passione per la scuola, che è quella che mi dà il piatto di minestra tutti i mesi, c'è da sempre.
e si accompagna con questo fuoco che ho per l'amministrazione e per la politica, che è quello che mi fa vivere poi la passione, no? Io posso dire che non sono stata lì, nel senso che non ho avuto un'appartenenza unica ad un partito, e ho avuto partiti che proprio mi hanno usata. Il partito dove ero prima, insomma, mi ha usata. Quello dove sono adesso, con questo nuovo segretario che è Alberto Stefani, che saluto, devo dire con grande commozione, che ha guardato al mio percorso e mi ha valorizzata molto. Ma lo dico con commozione perché... Guardate che si commuovete la passione che salta fuori. Sapevo che succedeva questo? Quando Alberto Stefani mi ha chiamata per offrirmi la candidatura alle europee, è stato molto sincero dicendomi: guarda Morena, non c'è la possibilità, cioè c'è una remotissima possibilità che tu possa passare, perché il partito in quel momento era un po' debole, no? Come cioè aveva già deciso chi dare i voti Morena. No, cioè, parla chiaro, Morena, non fermarti a metà, ha vinto, cioè è passato Borchia e Vannacci, è chiaro, cioè io ero, però io ho fatto 12.440 preferenze personali e non sono poche, perché sono partita da zero, ma le ho fatte perché ho avuto un segretario che ha creduto in me e mi ha messo unica candidata della provincia di Vicenza in provincia di Vicenza. Io quando me l'ha chiesto, in quel momento là io avevo già vinto le mie elezioni, e io le avevo già vinte, quindi sì. Alberto Stefani ha riconosciuto, al di là di tutto, quella che era la mia professionalità e il mio percorso politico fatto di passione. Se mi dici che cosa spero per le regionali, è chiaro che io spero in una candidatura che possa farmi completare questo percorso politico in regione a favore dei veneti. Dopo sta alle segreterie di partito, però in questa segreteria, ripeto, io ho molta fiducia. Vedremo i risultati, cara Morena. Mi avete fatto emozionare! Allora, Presidente Vincitorio, quello che volevo anche chiederle di questi ragazzi, perché io veramente sono rimasta come Morena in questo momento emozionata nel vedere quello che hanno creato. Eppure nella pandemia, nel bene e nel male, loro ci hanno fatto capire cosa volevano. Dove trovavamo questi ragazzi? Impensabili, seduti nei marciapiedi fuori dalle scuole. Aver mai pensato di sentire i ragazzi: cos'è che ti manca? La scuola. La scuola, sì. Cioè, capite che non avevamo capito niente di questi ragazzi. Non vogliono andare a scuola, non vedono l'ora di andare in vacanza. Però questa scuola, Presidente, mi aiuti, la prego, perché sono in un momento tragico del mio percorso, forse fa troppo tutto a scuola. Nel senso, il mondo del volontariato non riesce ad avere i giovani. Eppure il mondo del volontariato da una vita va all'interno delle scuole, trovando i dirigenti, attenzione, che aprono, anche perché non è sempre facile, che capiscono, oltre che alla burocrazia c'è un progetto valido da dialogare, da cercare di portare avanti assieme, e noi ci ritroviamo che la scuola fa teatro, orti, musica. Non è che forse questi ragazzi devono uscire e andare a toccare con mano quello che è il mondo del volontariato, farli diventare protagonisti? Perché i centri estivi devono essere a pagamento? Dovrebbero essere loro, naturalmente accompagnati, ma li abbiamo nel mondo del volontariato delle persone che possono accompagnare. Perché deve essere tutto a pagamento e là arriva il campanile che mangia tutto e fa tutto? Si perdono questi ragazzi perché non sanno chi siamo, non ci conoscono, non li intrighiamo. Quando io ho chiesto a loro, guardate che è una cosa grave questa, all'interno della scuola, di una classe che mi hanno invitato, cosa sono i CEOD? E nessuno sapeva rispondere, neppure i professori, l'ho detto davanti.
Capisci? Ho detto non ci siamo proprio. La scuola inclusiva che si parlava prima, Presidente, l'inclusione loro la sentono, perché quando gli metti davanti una fragilità che può essere un diversamente giovane o un diversamente agile, la prima cosa che fanno lo abbracciano e lo accarezzano. Vuol dire che dentro c'è questa sensibilità. Vogliamo tirarla fuori, Presidente? Cosa dobbiamo fare? Perché già ne abbiamo pochi, se non ci curiamo quei pochi che abbiamo, prego Vincitorio. Allora, diciamo che è un discorso di politica scolastica sotto certi aspetti, nel senso che si considera la scuola come il luogo in cui si devono risolvere tutti i problemi della società. Ultimamente si rovescia l'educazione civica, deve essere fatta a scuola, l'educazione all'affettività deve essere fatta a scuola. Cioè, sono d'accordo che la scuola è l'unica istituzione al momento sana in cui i ragazzi possono incontrarsi e in cui possono incontrarsi nella diversità, e credo che questo sia l'elemento essenziale che non bisogna togliere assolutamente alla scuola. È vero che c'è questo disagio però ultimamente si risolve questo disagio con il voto di condotta, con l'esclusione, con la repressione, non con un dialogo, e a mio avviso dovrebbe esserci una politica scolastica che decide qual è la formazione per i docenti, perché l'università non ha percorsi di didattica e quindi chi va all'università impara contenuti ma non impara come si insegnano questi contenuti. Bravissima. Tutti questi corsi di aggiornamento adesso sono tutti online, per cui non c'è più il rapporto diretto tra i docenti. Un elemento negativo dell'epidemia del Covid è il fatto che sia introdotto eccessivamente il rapporto via web e quindi il rapporto a distanza. Si parla con i genitori a distanza e sotto certi aspetti fa comodo ai docenti perché si riduce il tempo di trasferimento eccetera, però poi non è la stessa cosa parlare con il genitore di problemi concreti attraverso un monitor, attraverso la distanza. C'è una paura, i genitori sono cambiati, ma credo che sia cambiato anche il rapporto tra la scuola e i genitori. Secondo me ci deve essere il famoso patto educativo che è nato 10 anni fa, in cui ci si mette d'accordo con i genitori e la scuola dice: i miei valori sono questi, siccome lavoriamo sulla stessa persona anche la famiglia deve condividere questi valori, se vuoi venire nella mia scuola questi sono i paletti. È quello che abbiamo fatto, cioè non è una cosa teorica che sto raccontando, ma è una cosa concreta che è stata fatta e che ha portato dei risultati positivi, perché il patto educativo, dove è scritto tutto con precisione, viene condiviso e controfirmato dai genitori, condiviso e controfirmato dai ragazzi, e questo significa lavorare insieme su un'unica persona, perché non è possibile che la scuola porti avanti dei valori con modalità a volte anche discutibili e la famiglia invece altri. Invece ci deve essere insieme un patto, perché l'obiettivo è quello di far crescere i ragazzi. Io sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto la già preside, la Presidente, e soprattutto sul discorso di una corresponsabilità e una condivisione. Faccio un esempio molto calzante, che può anche essere però così visto male da qualcuno. Cioè, diventa ingiustificato il fatto che io riprenda mai davanti agli altri. L'ho presa, l'ho portata fuori dalla classe, le ho detto: guarda, siamo in una scuola, io non so tu cosa possa pensare, però io non mi vestirei così. Questa ragazza, bellissima ragazza, aveva di terza, aveva un paio di fuseau aderentissime, cioè un paio di calzamaglia, con un top, con tutta la pancia fuori, un top molto attillato, manica corta, eccetera, pieno inverno, l'ombelico fuori, non solo l'ombelico. Cioè, allora io non posso pensare che un genitore dia la possibilità ad un figlio di venire a scuola svestito, ok?
Quindi se io faccio questo rimprovero in un ambiente protetto, solo io e lei, rimprovero, se io faccio questa osservazione, non posso ricevere il genitore la settimana dopo arrabbiato con me perché mi sono permessa di... Capito? Perché io ho detto semplicemente, guardi, io lo rifarei domani mattina, non trovo neanche corretto nei confronti di vostra figlia che voi le permettiate di uscire in questo modo, ok? Tra l'altro una ragazza poi, bravissima, a scuola. Ecco. A scuola. Perché anche cioè, il vestito fa il monaco e quindi io trovo corretto che ci siano dei dirigenti che mettono dei paletti anche sul rispetto che parte da come si è vestiti all'interno dell'ambiente scolastico. Poi la didattica, dico solo una cosa della didattica. Alcuni percorsi di studio universitario, come per esempio lingue, c'è la didattica delle lingue che è fondamentale, ma io non ho mai sentito che per insegnare matematica obblighino i colleghi a fare didattica della matematica. E il problema della matematica non è che i ragazzi non capiscono le regole, perché i ragazzi le regole le sanno a memoria, te le ripetono, i ragazzi non capiscono il testo in italiano del problema e lì deve intervenire la didattica che ti insegna come facilitare un testo, capito? Però io volevo aggiungere a quello che hai detto di questa ragazza. Non ti sembra che forse non è colpa sua? Ma c'è un qualcosa che va oltre la famiglia, che sono questi influencer? Ma tu ti rendi conto che noi vediamo mamme con ragazzine di 6-7 anni che insegnano a truccarsi? Sicuramente. Vedi la mamma e vedi la figlia. Vedi la mamma che trucca la figlia, vedi la figlia che trucca la mamma. Sicuramente. Tu capisci che ormai questi ragazzi sono continuamente in prima linea per la loro visibilità, per il loro ego. Assolutamente. La scarpa, ma non vedi cosa sta succedendo? E chi è che ha mandato questi messaggi? No, ma non è stata la famiglia. No, attenzione, il genitore è succube anche lui di quello che vede. Cosa vediamo noi? E poi ci dicono la privacy. Allora io che con le telecamere non posso portare e far vedere diversamente agile perché la famiglia non mi firma la privacy. Mentre al genitore io dico guarda che sei tu che fai diventare il ragazzo diversamente agile e diverso, perché il figlio normale tu me lo fai vedere, lui può fare tutto, sei tu che già emargi, capisci che con la burocrazia, con gli influencer, guardate cosa riusciamo a vedere, una roba pazzesca, la telefonata, questo bambino a 4-5 anni col telefonino in chiesa, ma cosa vuoi che ci ritroviamo dopo? Cioè io non è che scelgo io i genitori, me li ritrovo quando sento questi ragazzi che mi dicono Mirella, ma noi ci siamo adattati a queste separazioni, abbiamo 2 papà, abbiamo 2 mamme, 4 fratelli, un ragazzo ho detto vai a casa e mi ha detto quale casa? Quale? Sono tutti che liti, io non so neppure chi è mia mamma e chi è mio papà perché poi loro parlano se tu riesci a aprire sta cassaforte Morena. Il problema è che ne abbiamo pochi e tanti di bravi cerchiamo di curarli, di metterli assieme. Prego Morena. Ce ne sono tanti ragazzi bravi, è che fa più rumore l'albero che cade che la foresta che cresce. Poi sul discorso degli influencer basta vedere, cioè il mondo dell'influenza mediatica è vastissimo, è enorme, è l'universo e vediamo tutti, io per prima vedo quanto incide anche il fatto di poter essere attivi nei social. Pensiamo a tutte le nuove professioni nate attorno alle figure degli influencer, i media adesso non mi ricordo neanche come i social media, ecco, i social media manager mi è venuto, i social media manager, il fatto che l'algoritmo che ti guida se tu hai una passione, tu hai la passione per le sveglie, guardi la sveglia in internet e improvvisamente ti vengono proposte solo pagine eccetera eccetera che parlano di questo, quindi per i ragazzi diventa, i ragazzi che hanno il cellulare, tutti ce l'hanno, TikTok, Instagram e quant'altro, diventa immediato il fatto che se
hanno un interesse per l'esteriorità, per l'apparire, vengono sommersi da questi tipi di messaggi. Tu, Mirella, devi andare in una scuola la mattina e fermarti a vedere i ragazzi che entrano, soprattutto le ragazze. Le ragazze sono all'80% delle modelle, cioè sono truccate in un modo che io che loro ci staranno anche pochissimo, che neanche se io mi ci metto 2 ore, mancano perfette, capelli stirati, le unghie, le unghie fatte lunghissime, che ne dico, ma riuscite a scrivere? Sì, perché diventa un appendice del corpo, ma non ce n'è una che non ce l'abbia, quindi l'attenzione all'estetica, ecco, è pazzesca. E poi soprattutto le ragazze, io ho notato proprio ieri mattina tutte quante con lo svapo, cioè con questo nuovo apparecchio dove inseriscono la sigaretta e viene, ma sai quante? Ma 16, 17 anni, 15 anni con la sigaretta, soprattutto le ragazze che tra l'altro a scuola, nella media, sono anche più brave dei maschi. Infatti arrivano, infatti ho anche chirurghi che anche in sala operatoria dicono queste donne sono fantastiche. Sbaglieremo anche come dici tu, però poi riusciamo anche... ma lo sbaglio ci sta, fa parte della vita, però la capacità, l'adattamento allo studio, la capacità di adattarsi a risolvere più problemi alla volta, la duttilità, la maturità, cioè a parità di classi i ragazzi maturano di più, verso il 5° anno diventano uomini, e quindi ecco, pardonami che voglio bene a tutti, Mirella. Allora, ragazzi, visto che vuoi bene, andiamo a vedere questo Dante censurato. Sì. Ecco, sentiamo, poi lo commentiamo con la Presidente Vincitorio. Ecco, questo è il mio segretario di partito. Io insieme agli altri colleghi parlamentari presenteremo un'interrogazione parlamentare sul punto per fare piena chiarezza e per comprendere le motivazioni di questa scelta. Arriverà dunque anche in Parlamento la vicenda che ha scosso e indignato i cittadini e la politica sull'esonero dello studio della Divina Commedia a 2 studenti di religione non cristiana da parte di una professoressa di una scuola media del Trevigiano. Il tema ancora scotta e la presidente della società Alighieri invita a riflettere e a studiare il testo. Se è vero che Dante colloca Maometto tra coloro che seminano discordia, questo non significa che il poeta avesse una visione negativa dell'Islam. Nello stesso inferno, nel limbo, colloca addirittura insieme con filosofi e storici del passato anche Avicenna, Averroè e addirittura Saladino, considerandolo un grandissimo generale. E Saladino è il generale che ha occupato Gerusalemme, per cui che però non ha distrutto il Tempio, ma lo ha lasciato rispettando la religione cristiana. E addirittura poi si dice che si pensa che ci siano delle affinità tra la Divina Commedia e il Corano. Affinità che sono da ricercare in un libro storico in cui si racconta che Maometto sia salito al cielo con un cavallo e poi ridisceso perché Allah gli abbia dato l'incarico di diffondere la buona novella. Può essere l'ispirazione presa da Dante, quindi anche Dante arriva al cielo, addirittura cita anche Maometto e l'Islam nel paradiso e poi ritorna e attraversa l'inferno. Quindi voler dire che Dante ce l'aveva con l'Islam, che ha distrutto Maometto, è un voler strumentalizzare Dante, e d'altra parte, da parte di chi non accetta Dante come testo perché è contrario alla propria religione, c'è un errore di fondo perché non conosce e non ha approfondito questo testo. Più chiaro di così. Presidente Vincitorio è vicina anche a Morena Martini, un'altra insegnante. Ecco, come commentiamo allora? Ecco, che poi, se viene spiegato bene,
È là il problema, Sì, no? noi Bisogna avere persone competenti che spiegano le religioni. È la lettura più moderna. Prego Vincitorio, poi sentiamo anche Morena Martini. Sì, noi abbiamo organizzato proprio a seguito di tutto questo dibattito un incontro di un certo livello proprio dal titolo Dante e l'Islam, dove abbiamo spiegato che nell'epoca medievale c'era una diffusione della cultura araba, per cui addirittura Maometto era tutto il percorso, come dicevo prima, del viaggio di Maometto nell'aldilà ha ispirato Dante, quindi Dante ha vissuto in questo ambiente, in questo contesto multiculturale. Il fatto che poi Dante rappresenti Maometto come con il squartato eccetera non è un vilipendio nei confronti della religione, ma è un modo del contrappasso, utilizzo del contrappasso per spiegare lo scisma e quindi anche coloro che non aderivano alla religione cristiana. Allora un secondo, perché sennò il centralino non aspetta più. Virgilio da Cassola. Ciao Virgilio. Sì, sono anziano, farebbe male ai giovani a fare un po' di naia. Sì. Ah, ecco, è proprio Dante puro questo. Giovani, un po' di naia, secondo Virgilio. Vuoi dire altro, Virgilio? Sì. Prego. Pronto? Virgilio non è tanto pratico con la nuova tecnologia, ecco, anche perché essendo mai la prima volta che chiama, poveretto, è riuscito a prendere la linea, fa un po' Virgilio, vuoi dire qualcosa? Non c'è più. Allora prego Presidente, commentiamo, poi andiamo da Morena. Ma ha finito o vuole continuare? No, voglio dire solo che c'è stato un errore da parte del docente in questo caso. Anche cioè giammai si chiede adesso anche secondo me. Fermi lei. Sono sempre d'accordo, dovevamo trovarci prima. Ma sono d'accordo. Dovevamo trovarci prima. Si può chiedere ai genitori: posso insegnare questo? Se io sono una docente decido quello che devo insegnare, tra l'altro il progetto viene approvato a livello di dirigenza, a livello di altri docenti, quindi è stato un po' uno svarione della docente, poi magari qualcuno ci ha voluto creare una polemica. Sì, ma ecco. siamo qua Ed è apposta. facile poi accendere la miccia, specialmente nel nostro paese. Tema, Morena Martini, Sì. questa politica che poi quando vede la miccia l'accende subito e esplode. Abbiamo talmente poche occasioni, comunque anche secondo me la collega ha sbagliato in pieno, perché capita all'interno di un percorso di letteratura di affrontare tantissimi temi, e all'interno delle nostre classi abbiamo ragazzi che praticano differenti religioni, però pensiamo anche ai ragazzi agli omosessuali che magari si possono sentire offesi da determinate cose che vengono spiegate, quindi all'interno di una classe c'è una varietà di sensibilità completamente diversa. Io quando arrivo in una prima, per esempio, io ho ragazzine che giocano ancora con la bambola, si può dire, e ragazze che sono già col moroso e che vanno anche in vacanza insieme, per dirvi le diverse sensibilità che hanno i nostri ragazzi. Sta alla bravura del docente riuscire a coordinare e a scegliere un programma dove siamo completamente liberi, perché la libertà che abbiamo è quella di scegliere i programmi che vogliamo e i brani che vogliamo da proporre ai nostri ragazzi, che possono rispettare in qualche modo quelle che sono le sensibilità. Poi, se qualche genitore si viene a lamentare perché sono state mostrate delle cose molto crude, io faccio sempre gli esempi calzanti. In quinta normalmente ci sono dei testi importanti di letteratura ispanoamericana da cui sono stati tratti dei film, e mi piace far vedere dei film didatizzati, no? Ci sono dei film che hanno delle scene dove si capisce chiaramente che i protagonisti non guardano le stelle ma stanno facendo l'amore. Non mostrerei mai un film così in una prima, non solo per il linguaggio e tutto, ma per le scene che ci sono. Ma in una quinta, se ci sono dei frame dove si vedono delle persone comunque svestite che si amano, dico sempre: ragazzi, conoscete tutti la teoria? Forse qualcuno di voi ha la fortuna di conoscere anche la pratica? Sappiate che in questo film ci sono delle scene, le vediamo o le saltiamo? Ecco che se so che ci sono delle sensibilità
particolari, fermo il frame e lo salto. Capito? Cioè, però sta a noi, perché noi abbiamo a che fare con dei ragazzi che ci vengono dati a 14 anni e li restituiamo al mondo che possono votare, possono esercitare il diritto sacrosanto di scegliere chi li rappresenta, o quantomeno di provarci. Io darei il voto ai sedicenni, cara Morena, è tanto che lo dico, in qualche parte d'Europa mi trovi non capisco. Poi sul discorso della strumentalizzazione, cosa vuoi? Io non faccio assolutamente una colpa, però l'indignazione sì. Martini, ecco, Martini, ricordatevelo, no, Morena Martina, Martini, perché se dovete votare, se dovete votarmi, dovete mettere la I, capito perché? Dovete mettere la I, provincia di Vicenza, Morena Martini con la I. Allora, però noi abbiamo visto Dante Alighieri, la storia che hanno creato questi ragazzi, ma nella storia si vede un po' tutto. La storia è contemporanea, c'è il sesso. Ma posso dire una cosa? È la cosa più moderna del mondo, scusa. Il sesso, l'amore, l'abbigliamento, la moda, la ricchezza, la povertà. Cioè non è che scopriamo l'America adesso. Il problema è che adesso abbiamo altri strumenti. Ma la scuola è in grado di utilizzare questi strumenti? Oppure sono ragazzi che devono avere la fortuna ancora nel 2025, per non parlare degli insegnanti di sostegno, di avere quello che gli aspetta di diritto? Siamo sicuri che la politica riesce a capire che la scuola deve essere modificata, cambiata, di dare più possibilità a questi insegnanti di esprimersi, di insegnare come vogliono loro? Morena Martini, tu che sei anche politica. Allora, ogni ministro cerca di dare la propria impronta intanto, e questo è già grave. E questo è già grave. Perché i governi si susseguono con molta velocità. Si parla di riforma scolastica, da tanti anni siamo fermi alla riforma Gelmini, che ha riformato tutto quello che non doveva riformare. Lo dico io che l'ho difesa. È d'accordo anche la dirigente. Lo dico io che l'ho difesa. No, io non volevo dirlo. L'ho difesa perché in quel momento difendevo il partito, ok? E quindi avevo l'obbligo, insomma, vabbè, io l'ho difesa, prendendomi di ogni dalle maestre, giustamente. Ok. Ha riformato le scuole elementari e le scuole superiori quando la vera riforma doveva concentrarsi sulle scuole medie. Parliamo ancora dove secondo me c'è ancora il grande nodo problematico della scuola italiana. Gli insegnanti hanno la libertà, Mirella, di poter fare in classe quello che vogliono, all'interno di un progetto educativo. Cioè hanno la libertà di scegliere all'interno di un progetto educativo di poter trasmettere ai ragazzi quello che loro vogliono, ma per molti di noi, per molti colleghi, subentra una sorta di pigrizia lavorativa, per cui per 30 anni ripetono esattamente e pedissequamente le stesse cose. Quando io vedo un collega arrivare a scuola con la borsetta grande così, no? Con dentro il portafoglio, eccetera, sotto il braccio, eccetera, aprire il cassetto e tirare fuori il libro, o ben ha un altro libro a casa uguale dove studia, o ben lui prende il libro, va, apre e legge. Ma in quel modo lì sapeva insegnare anche mia mamma, che ha fatto la quinta elementare. Tu capisci? Che questo sia detto da un insegnante. Ma è così. Perché io che ho fatto bene a perché è chiaro che tu con gli anni acquisisci delle competenze, delle conoscenze su degli autori che fai e che proponi, che magari pensi di non poter prescindere. Penso a Lorca. Come faccio io a saltare Lorca? Potrei farlo, però non lo faccio perché rappresenta non solo la letteratura, rappresenta anche un simbolo di lotta civile, per 1000 motivi, ok? Però invece di fare la canzone de Ginette per 20 anni di fila, magari l'anno dopo faccio il romanzo della luna, che ne so, faccio qualcos'altro. Però Lorca ha scritto tante cose, capisci?
detto che poi quello che paga le conseguenze è il ragazzo o la ragazza. Però siamo sempre là, lì allora non inutile che ci lamentiamo cioè, se poi abbiamo certi ragazzi e ragazze. Finché i dirigenti non hanno la facoltà di lasciare a casa gli insegnanti che non lavorano e di licenziarli senza che i sindacati si mettano a difendere l'indifendibile, la scuola in Italia è basata sulla buona volontà. Allora, la promuovo dirigente. La promuove dirigente in diretta qui a Sveglia Veneti, Rete Veneta, promossa Morena Martini, dirigente. Sono dirigenti e non possono scegliere se lasciare a casa un dipendente. Che dirigenti sono? Hanno solo l'onore, ma hanno solo gli oneri, ma l'onore no. Io sono convinta che ogni singolo dirigente conosce i propri docenti. Io provengo da una scuola, la mia dirigente, ho avuto dirigenti sin troppo bravi secondo me, siete tutti bravi, ma comunque è una scuola dove siamo 2200 studenti. Aggiungici, saremmo 200 insegnanti, forse di più. Aggiungi il componente ATA, perché c'è il componente ATA, fa parte della scuola. Ecco, un dirigente che conosce perfettamente, perché poi i genitori ti vengono a dire non so, professoressa, sto qua in classe, non fa niente, oppure non riesce a tenere la classe. I genitori ti vengono, i colleghi. Radio Maria, Radio Spia c'è anche nelle nostre scuole, quindi un dirigente sa perfettamente il fatto che un insegnante venga cambiato continuamente di sezione, che certi insegnanti diano solo le prime perché più di tanto danno, cioè l'insegnante, il dirigente sa chi è l'insegnante che può far danni in classe, punto. Allora se lo sa deve avere la possibilità di dire forse hai sbagliato lavoro. Forse hai sbagliato lavoro. No, perché siamo in chiusura proprio, dobbiamo salutare. Vuole aggiungere qualcosa prima dei saluti? Solo che ci sia un percorso di formazione per i dirigenti, un percorso di formazione per i docenti, che non siano i semplici concorsi che attualmente vengono fatti con la schedina, con l'utilizzo sulle conoscenze, non sulla didattica. Dove siamo già stati valutati all'università. L'università mi ha già detto sì, io conosco le cose, ma io posso conoscere a memoria l'enciclopedia Treccani, ma se non so trasmettere neanche il titolo dell'enciclopedia, è giusto che vada a fare un altro lavoro. Perfetto, meglio di così. Allora sentiamo come ci saluta la Presidente Vincitorio. Presidente, come ci saluta? Allora io auspico che i dirigenti non siano burocrati, ma che entrino in un rapporto empatico con i docenti. Dico che ci sono docenti bravissimi, vorrei che tutti fossero bravissimi allo stesso livello grazie a corsi di formazione seri, in presenza e generalizzati, in modo che tutti gli studenti abbiano accesso a una stessa conoscenza, ad un stessa possibilità di ricevere docenza. Chiarissima, sentiamo come ci saluta Morena Martini. Allora, da docente io mi associo completamente alle parole della dirigente che la pensa esattamente. Poi si prenderà fuori, secondo me, assieme. No, veramente, la penso esattamente così, mi conoscete, no? E invece da politica dico, ragazzi, ragazze, se avrete la possibilità nella vita di vedere il mio nome stampato su una scheda elettorale, Morena Martini, con barrate e scrivete Morena Martini, tranquilli. Grazie ai miei ospiti, pubblicità. Ma ci sono le lezioni adesso.
E abbiamo con noi Leonardo Griguol. Presentati Leonardo, chi sei? Buongiorno. Guardate che bel ragazzo, guardatelo bene, sono questi i ragazzi nostri, vai. Buongiorno, sono Leonardo Griguol, il presidente dell'associazione sportiva Wildcats Baskin. Spiegalo bene perché a casa i nostri diversamente giovani non capiscono niente, cosa vuol dire? Allora, il baskin è uno sport inclusivo in cui abbiamo una parte di squadra con disabilità e una parte di squadra formata da persone normodotate. È uno sport che ha dei ruoli appunto per garantire che non ci siano delle persone che sovrastano le altre, per garantire una certa parità e che ognuno abbia la sua importanza. Quindi può giocare dalla persona in carrozzina al professionista di basket. Da dove è partita questa idea di veramente di mettere insieme e di fare inclusione? Perché per mettere assieme le fragilità devi includere, devi essere inclusivo. Da dove parte questo sentimento? Perché un sentimento, devi essere attento, devi essere sensibile, devi trattare la fragilità in maniera diversa, perché loro si muovono in maniera diversa. Io non li chiamo con questa parola terribile disabili, io li chiamo, Leonardo, diversamente agili, perché sono come noi ma si muovono in maniera diversa, ma sono come noi, diamo loro la possibilità. Quello che hai fatto tu, come nasce questa associazione? Allora, questa associazione nasce dal fatto che comunque io ho un amore verso il sociale, in quanto comunque è il mio lavoro. Io sono un educatore e lavoro da qualche anno con la disabilità. E ho partecipato con un'altra squadra a Baskin, dove ho conosciuto questo sport e l'ho praticato per un anno. Purtroppo non sono fatto per gli sport di squadra io, e soprattutto per gli sport con la palla, in quanto non sono tanto coordinato. Pertanto ho deciso insieme ad altre 3 persone di fondare e aprire la nostra associazione sportiva, grazie anche alla mano che ci ha dato il sindaco e il comune. Il sindaco Arnaldo Pitton, perché se abbiamo la fortuna di avere Leonardo è merito anche di questo amministratore con una certa sensibilità. Io l'ho detto, è stato uno dei primi anche con la raccolta delle firme per l'albergo obbligatorio a mettersi in campo, a capire che ci sono famiglie che stanno soffrendo per la perdita dei loro ragazzi, si sono messi in gioco per il bene della comunità. Sindaco, ma come dice veramente Leonardo, ci vuole anche un senso veramente di sensibilità per capire che nel tuo territorio devi muoverti, devi fare qualcosa e devi fare diventare protagonisti questi ragazzi. Sono loro che devono essere protagonisti. Prego, sindaco. Intanto grazie Mirella dell'invito. Ringraziamo anche il nostro Andrea Basso per le immagini, sì, perché lo ringrazio, perché ha fatto un servizio veramente, lo ringraziamo la regia, esatto. È stato veramente bravo, grazie. Beh, ringrazio anche Leonardo, che ho la fortuna di averlo come cittadino, e ringrazio anche i genitori, perché insomma anche loro si mettono a disposizione. Beh, Leonardo e il gruppo di basket Motta Meduna mi avevano proposto questa possibilità di aprire questa società sportiva inclusiva che danno la possibilità al mondo anche dei fragili di partecipare, e abbiamo colto da subito con Leonardo e il gruppo questa cosa, tant'è che come amministrazione da subito ci siamo operati, abbiamo passato in giunta, abbiamo lasciato lo spazio chiaramente gratuito della nostra palestra, delle nostre attività sportive. Quando posso partecipo sempre anche agli allenamenti. E fa anche bene al sindaco, certo, fa anche bene, perché partecipo non solo ai buffet ma insomma anche, e quindi ne siamo veramente orgogliosi. Poi insomma chiudo dicendo, Leonardo, oltre che farlo da presidente, seguire questo ragazzo, lo fa come lavoro, studia proprio coi fragili, col mondo della disabilità, quindi è veramente un valore aggiunto, e ne siamo, come sindaco e come amministrazione, siamo orgogliosi. Tra l'altro la prima società in provincia di Treviso, e quindi questo ci dà orgoglio. Allora, Leonardo, non pensi che qualcuno deve fermare questi ragazzi che, come dico tutte le mattine da mesi ormai, sono pochi rispetto a quelli bravi, e forse proprio con voi riuscire a fargli capire che ci sono altri percorsi di vita che potrebbero veramente creare
all'interno di questa rabbia una creatività che magari non sanno neppure di avere, magari diventare anche loro stessi educatori, però bisogna andarli a prendere perché da soli non arriveranno mai. Ecco, cosa chiederesti tu agli amministratori, alla politica in generale, per cercare, perché io sono convinta che sarete voi alla fine che vincerete su questi ragazzi, proprio sapendo anche parlare con loro, perché voi parlate in maniera diversa, trasmettete questo disagio in maniera diversa, voi lo capite qual è. Cosa vuoi dire, Leonardo? Allora, io non credo tanto nelle punizioni, credo più nella rieducazione, nella riabilitazione e appunto in questo tipo di approccio qua. Pertanto direi che assolutamente c'è una soluzione al problema e non deve essere per forza risolto con delle punizioni. Chiaro che se poi si va sull'illegalità e allora tutto quel mondo là c'è un discorso penale e tutto, però se si può prevenire tramite appunto una educazione, quindi un investimento anche in quello che è la scuola e non solo, anche aumentando le possibilità di occasioni sociali al di fuori della scuola, quindi dando anche uno spazio per magari il pomeriggio in cui i ragazzi possono immettersi a fare cose, oppure creare anche dei laboratori per capire l'altro, per insomma degli incontri in modo tale da aumentare anche quelle che non sono le loro competenze scolastiche, ma anche tutto il resto, quindi l'empatia e tutte le altre proprietà che ha una persona. Secondo me è possibile risolvere il problema. Perché non si risolve, Sindaco Piton? Lei fa parte di un partito anche importante, prima come dico sempre, si dava la colpa alla sinistra, buonista, però noi passano i giorni, passano i mesi e vediamo che questa destra non riesce a prendere in mano la situazione, vuoi anche per leggi, ma tanti dicono le leggi ci sono, bisognerebbe applicarle, questi minori che si possono permettere di tutto e di più perché tanto sono minorenne, anche senza saperlo, che poi se continui a sbagliare a 18 anni paghi tutto, questo è giusto anche dirlo, non è che va sempre così liscia, però loro non lo sanno perché qualcuno non glielo spiega e devono capire se continuano ad alzare l'asticella prima o dopo sono dolori per loro, perché poi arriva il carcere, questa è la punizione che arriverà, non c'è niente da fare. Sindaco, cos'è che la preoccupa di più? Guardi, intanto io farei una premessa, poi spiegherò perché aneddoti ne sono successe anche a Meduna di Livenza nel mio comune. Intanto, come dice Leonardo, sicuramente educare, però anche punire dove serve, nel senso che, faccio degli esempi, a Meduna di Livenza abbiamo un parco, si chiama Parco I Bambini Felici, dove un paio di anni fa la situazione era critica, era frequentata da molto probabilmente dei spacciatori, arrivavano un gruppo di ragazzi fuori paese con le moto, correvano dove c'erano le famiglie con i passeggini, facevano proprio i bulletti. Qua va aperto una parentesi, chi sono questi ragazzi? Sono dei morti di fame, sono gente che gli mancano i soldi, sono gente che ha una famiglia che ha delle difficoltà? No, purtroppo no, la stragrande maggioranza vengono da figli che stanno anche bene economicamente, che non gli manca l'affetto in casa, forse ne ha troppo. Ok, un po' viziatini, questo lo dico. In quel cosa abbiamo fatto? Ci siamo coordinati con le forze pubbliche, con i carabinieri, ho installato delle telecamere, in quel momento là, sapendo che c'era un'area sorvegliata, le cose sono cambiate, qualcuno lo abbiamo anche preso per le orecchie. Questa è la forma principale che deve fare un'amministrazione per controllare e tenere ordinato il territorio. Poi c'è l'altra parte che vanno, diciamo, istruiti, educati. Dall'altra parte, come amministrazione, cosa abbiamo fatto? Delle scuole di musica che ci sono, quindi i ragazzini li educhiamo da giovani, meno cellulare, musica, quindi ti avvicini al mondo della musica, fai dello sport, come che è in questo caso il basking con Leonardo qua presente, quindi gli fai fare dello sport. Educare vuol dire anche scuola di teatro, relazionano tra loro e cominciano a fare meno bullismo, quindi dall'altra parte l'amministrazione deve punire quando serve, ma anche educare e anche dare la possibilità di svezzarli un po' da giovani. Qui dico anche ai genitori, ricordatevi, carissimi genitori, che è un ruolo delicatissimo e difficilissimo al giorno d'oggi fare i genitori, però vi segno questo da genitore, che non dovete fare gli avvocati difensori dei propri figli, ma dovete fare gli educatori, e le regole di buon no, bel chiaro no, fanno più bene che di sì.
Allora andiamo a vedere anche questo servizio, andiamo a Padova, di questo accoltellamento proprio nel parco, perché adesso abbiamo il problema dei parchi e io penso che il mondo del volontariato potrebbe aiutare anche questo. Penso a Arnaldo Piton che la protezione civile dovrebbe fare anche questo, perché si chiama protezione civile non solo quando esondano i fiumi o ci sono determinate attività, ma soprattutto un servizio civile per mettere in sicurezza le persone, i paesi e le città, perché i numeri li hanno per fare questo, però non è previsto. Allora cosa vuol dire protezione civile? Andiamo a vedere il servizio. Sarebbe stata un'aggressione premeditata, una spedizione punitiva messa in atto da un gruppo di almeno 15 persone arrivate al parchetto con l'obiettivo di colpire i 4 ragazzi, 2 dei quali finiti al pronto soccorso con delle ferite da coltello. L'ennesima violenza tra giovanissimi avvenuta nel fine settimana in un'area verde di Limena sarebbe nata anche questa volta da futili motivi, come si dice in questi casi, piccoli rancori tra compagnie di ragazzi, forse una ragazza contesa, che però si arrivano ad estremizzare con l'uso sempre più frequente di armi bianche. I carabinieri, grazie alle immagini delle telecamere della zona vicino a Via Verdi, dove si trova il parco Coccinella, teatro dell'aggressione, stanno ricostruendo la rissa. Alcuni del branco di 15 persone sarebbero già stati identificati. L'arma usata per ferire il 22enne e il 16enne finiti in ospedale è stata ritrovata poco lontano tra l'erba. È un coltello da caccia. Appena arrivati gli aggressori hanno accerchiato il gruppetto di 4 persone, presente anche una ragazza, e senza dire una parola avrebbero scatenato la violenza. Allora, sentiamo come commenta Leonardo Griguol questi atteggiamenti da sceriffi che certi hanno, ma soprattutto il branco, perché poi c'è un branco formato da 4-5 persone, non di più a mio avviso. Ecco, qualche ragazza anche all'interno che veramente non si rendono conto della gravità di quello che stanno facendo, e soprattutto questi coltelli. Ma è vero che girano quei coltelli? Ti risulta? Senti qualcosa? Tu da educatore, perché avete le orecchie lunghe, vi arrivano tante voci. Allora, come vedi la situazione, Leonardo? Allora, io lavoro propriamente in ambito disabilità, sì. Pertanto... Però quando vai fuori che finisci di lavorare... Sì, io faccio parte anche di una comunità che è Meduna, che è una comunità di 3.000 abitanti, bene o male tutti ci conosciamo, quindi non sono mai stato a conoscenza di episodi del genere, quindi non ho mai avuto l'occasione di vedere o di sentire episodi del genere, anche comunque andando all'università cose non mi è mai capitato. Vedo che sono ragazzi più piccoli di quello che sono io, e infatti ho sentito un ragazzo di 16 anni e sinceramente non so se effettivamente tutti girano col coltello, sia una minor parte o no. Fatto sta che è un gran problema questo, sì, è un problema, anche perché poi si sta poco a far di tutta l'erba un fascio e pensare che siano tutti quanti responsabili, quando in realtà magari è una pecora nera sola. Io credo molto nei ragazzi, credo molto nei giovani e nello sport. Nello sport soprattutto, però credo anche in questi giovani e penso che comunque insomma, non siano una generazione persa, ma che possano dare anche loro qualcosa se indirizzati con le giuste. Sono perfettamente d'accordo con te. Sindaco, bisogna muoversi, prego. Sì, beh, no, qua è un effetto emulazione, no? C'è il bulletto che quando hai 4-5 amici, no, Leonardo, si sente Schwarzenegger, poi è da solo, è un pirletta inutile proprio, ecco là. Vanno accolti, ripeto, là le famiglie devono prestare e anche segnalare queste cose, perché se non sono in grado, perché è una situazione difficile, abbiamo delle assistenti sociali, il comune c'è e devono segnalare, noi ci siamo. Dopodiché le faccio un esempio, Mirella, con la dirigente scolastica nostra, la dottoressa Vitale, che la saluto e la ringrazio perché nel nostro plesso scolastico è molto attenta anche a queste cose, sta facendo veramente un grande lavoro. Abbiamo aperto da poco in Via Verdi una comunità per i più fragili, ok? Ho chiesto sia alla dirigente di questa cooperativa e sia alla dirigente scolastica, mi piacerebbe una volta ogni 15 giorni, una volta al mese, portare le scolaresche, le scuole, a vedere chi sta peggio di loro, a vedere chi ha le difficoltà anche a mangiare. Queste cose qua credo che entrano nella testa dei ragazzi perché non sono sprovveduti né stupidi, e allora facendo vedere le cose come sono e una parte di vita
con le difficoltà che hanno queste persone qua, forse si rendono conto quanto fortunati sono. Guardiamo anche le foto che ha mandato il sindaco Pitton per far capire che lui vuole essere nel pezzo, vuole cercare di capire e di contrastare il disagio, perché come si fa con la prevenzione, o sbaglio, sindaco? Certo, bisogna fare, ad esempio abbiamo anche il controllo di vicinato che funziona nel nostro paese, quindi abbiamo dei semplici cittadini che tra di loro si mandano le segnalazioni. Quello che diceva Leonardo non era poco, la comunità di Meduna dice, quando fai comunità e fai squadra tra di loro, quelli che fanno un pochettino gli esasperati vengono dalla comunità stessa bloccati, e questo è molto bello. Quindi sulle città grandi gli amministratori devono stare un pochettino più attenti. Allora, cosa stiamo vedendo qui, Leonardo? Le foto, cosa abbiamo visto con queste foto? Sì, sono delle foto delle ispezioni di una partita, quindi qui siamo proprio a Meduna nella nostra palestra municipale. Così abbiamo capito che Meduna ha la palestra, perché ad esempio San Fior diceva non ho la palestra, l'ex sindaco di San Fior, poveretto, diceva io non ho ancora. Quanto importante è la disciplina sportiva, le regole, gli orari? Ecco, lo sport ti diverti ma ha delle regole, devi fare sacrifici, prego. Quanto è importante nella crescita allora, questo, Leonardo? Sono sempre stato uno sportivo, io ho fatto sport fin da piccolo, in realtà non ho mai fatto basket, ho fatto per 15-16 anni nuoto e devo dire che mi ha cresciuto molto comunque, perché appunto ti insegna cos'è il sacrificio, ti insegna che per ottenere qualcosa non è così semplice, tante volte la strada è lunga e se ti impegni ci arrivi, magari ti servono tanti anni per impegnarti, tanti anni di sacrifici per arrivare a quel risultato là, esatto. Però hai centrato l'obiettivo. Però esatto. Questo è comunque il massimo, no? C'è da dire anche che dal punto di vista del funzionamento proprio di una persona lo sport è molto importante, perché è una vera e propria medicina. Quando noi facciamo sport creiamo dopamina e questa ci fa bene al nostro cervello, tenersi in movimento allunga la vita, è risaputo. Fate movimento. Una vita sedentaria è peggio che fumare. Perché io dico anche al sindaco però che faccia un movimento. Ma cammino io, Gabriella da Mogliano, vai Gabriella. Buongiorno Mirella, grazie per tutto quello che fa. Buongiorno. E quel ragazzo là, come le mosche bianche, che ce ne sono pochi, però anche lui va male a parlare, perché dopo le compagnie lo disregano, perché potrebbero dire ma tu sei una brava persona, noi siamo dei vandali. La società non è facile da gestire, però ci vuole incalzarli, perché anche ai miei tempi, che io non mi vergogno a dirlo, che ho 70 anni, anche ai miei tempi c'erano ragazzi sbandati, però se trovano le persone giuste si ristradano di nuovo, però bisogna aver polso, come dice quel signore là, e non aver paura, che anche i genitori devono essere severi. Io ho mio figlio che ha 37 anni che mi rimprovera oggi che sono stata troppo severa con lui, però ho fatto bene. Buona giornata e grazie. Grazie a te cara Gabriella. Sindaco, come commentiamo la telefonata di Gabriella? Sono d'accordo, nel senso che comunque, come diceva Leonardo, viviamo dei giorni, negli anni che sono diversi di quelli nostri, insomma ho 57 anni anch'io tra un po' e mi ricordo ad esempio se prendevi una multa o prendevi non so una nota anche dalla maestra, chi aveva il coraggio di andare a casa e dire papà una roba del genere? Adesso sembra quasi che sia normale. Non dobbiamo arrivare a quei eccessi là dove il ragazzino veniva lavato dentro una stalla perché non c'era riscaldamento eccetera, però dico ecco di buoni no, molte volte fanno bene che di sì, accontentare sempre, bisogna imparare a avere un po' più fame, avere un po' più rispetto soprattutto delle persone altrui, questo manca in questo frangente. Allora andiamo a vedere anche questo servizio molto importante, questa mediazione fra ragazzi, andiamo a sentire, poi commentiamo. Nessuno può capire i giovani e le dinamiche che ne regolano i rapporti quanto i loro coetanei, compresi quei litigi che possono degenerare in scontri più pesanti e gravi. Spesso si rovinano i rapporti attraverso i litigi e la mediazione è un'opportunità che servono ai ragazzi per
risolvere i loro conflitti. All'aula magna dell'Istituto Riccati Luzzatti di Treviso si consegnano gli attestati a 12 ragazzi che hanno seguito le 20 ore di lezione extracurricolari necessarie a diventare mediatori alla pari tra i loro compagni di scuola, che cioè offrono una mediazione per ricomporre le liti. Io credo che il diffondere una cultura del rispetto reciproco aiuti a evitare l'esistenza del bullo e possa aiutare il bullo a uscire fuori da quel ghetto nel quale si inserisce da solo con la sua violenza. In un'epoca in cui si devono fare i conti con quello che appare un crescente fenomeno di bullismo, il punto del progetto, invece di giudicare, è anche e soprattutto questo. È facile, diciamo, catalogare una cosa come bullismo, perché se una cosa ci fa stare male e sentiamo di non poterla risolvere, potremmo parlare di bullismo in moltissimi casi. Questa opera di mediazione può risolvere anche queste situazioni? Beh, diciamo che se succede tra amici sicuramente sì. Forse ritengo che magari tra sconosciuti magari succede che quella persona non conosce chi gli ha fatto il torto, non completamente. È stato difficile trovare dei volontari che si offrissero come mediatori oppure c'è stata partecipazione? Allora, la partecipazione è stata alta, dopodiché quello di mettersi in gioco fino in fondo non è stata una cosa facile, è un percorso, abbiamo capito, chi lo ha fatto è entusiasta e quindi adesso credo che come seconda battuta sarà più facile. È possibile che potranno presentarsi liti difficili da mediare, ma l'esperienza che si matura in un ambito pratico ed estremamente formativo come questo si candida a restare nel patrimonio culturale dei ragazzi, anche da adulti. Questa progettualità l'ho vista partire in tante scuole della città di Treviso negli ultimi anni, sia scuole secondarie di primo grado che scuole secondarie di secondo grado, e devo dire che il fatto che altre scuole sentano l'esigenza di partire con questa progettualità significa che i risultati e i riscontri che si stanno avendo sono positivi. Allora, Leonardo, come commenti questo video? Cosa ne pensi di questi percorsi, di queste mediazioni fatte tra ragazzi, tra di voi? Sì, è un bel progetto. Penso che sì, appunto, più progetti così possano arginare anche il problema, perché comunque a parer mio la parte di ragazzi problematica è una minor parte rispetto a quello. Poi è chiaro che quando se ne sente parlare in TV, se ne sente una, due, tre volte, si pensa che siano tutti così, ma a parer mio comunque è giusto ricordare che sono in pochi quelli che delinquono, diciamo. Io lo dico tutte le mattine, non bisogna aver paura di uscire, stare attenti, sì, ma abbiamo paura anche di stare a casa, perché vediamo anche cosa dicono questi cittadini che non ne possono più di questi furti nelle case. Andiamo a sentire. Sempre più di frequente si stanno verificando spiacevoli episodi di microcriminalità. L'ultimo episodio nella notte tra sabato e domenica, con delle auto in sosta, vampirizzate, smontate dei componenti principali, come nel caso di questa Audi, ma nel quartiere di Sant'Antonino, zona Chiesa Votiva, non si tratta di un caso isolato. Ho proprio paura perché anche ultimamente una nostra vicina di casa, proprio la casa dopo la mia, e rientrando si è trovata la persona dentro il giardino. A me è successo purtroppo che mi sono trovata che hanno tentato di entrare in casa nel mese di ottobre, perché hanno visto che sono arrivata con la macchina, i fanali eccetera. Sono fuggiti, però ho dovuto vari danni, ho dovuto rifare un poco tutto, mettere videocamere, tutte queste storie qua. Furti compiuti e tentati, ma non solo. A preoccupare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in una zona sensibile. Ci troviamo proprio di fronte a una scuola elementare, la scuola Manzoni. Io trovo veramente inammissibile, e l'ho visto coi miei occhi, ma come anche gli altri residenti, vedere situazioni di spaccio nelle stradine qui adiacenti quando i genitori vengono a prendere i propri figli per riportarli a casa. Qui dietro di me c'è un parchetto che dovrebbe essere destinato alle famiglie e ai bambini, ed invece anche questo parchetto è stato utilizzato per spaccio di droga. Claudio Balsimelli è il coordinatore del gruppo di controllo di vicinato istituito a inizio 2024 all'indomani di una serie di furti e vandalismi. Oggi ha circa 100 aderenti che rivolgono un appello diretto al sindaco Mario Conte, che all'epoca si era impegnato per 9 telecamere. Noi ci teniamo che il sindaco Mario Conte rispetti l'impegno e la promessa fatta a noi ancora 1 anno e mezzo fa, e vorremmo capire oggi, a distanza di 1 anno e mezzo, dove sono
queste telecamere che aiuterebbero la gente a sentirsi un pochino più sicura. Ci vogliono più controlli, purtroppo le forze in campo sono quelle, però è inevitabile che il cittadino chiede aiuto e chiede collaborazione al comune. Ha capito, Sindaco Pitton, perché ho detto che ormai ci vorrebbe la protezione civile in certi luoghi destinati alle famiglie e ai bambini, e perché sta dilagando questa paura che, come dice Leonardo, non deve esserci. Non è che tutti i ragazzi siano così, bisogna però attenzionare i furbetti. Come possiamo farlo? Le forze dell'ordine sono quello che sono, allora cerchiamo, i militari dicono che non si possono, non possiamo fare queste cose, anche se io nutro dubbi. E allora cosa facciamo? Mettiamo la protezione civile, no? È la parola stessa, protezione civile. Prego, Sindaco. Guardi, intanto chi va a spacciare proprio in questo servizio, ho visto vicino alle scuole elementari, addirittura non sono ragazzini, sono adulti, sono, posso dire, delle merde, perché non darebbero neanche proprio sanzionate e messi in galera. Il fatto è che poi la legge non lo consente, perché anche questo è un problema. Uno che fa un fatto del genere, che spaccia davanti a una scuola di ragazzini, andrebbe messo in galera per molto tempo. In realtà si fa qualche giorno e poi ritorna fuori, e questo è un problema anche che va al di là della politica e delle leggi. Qua è una questione anche di scelte a volte dei magistrati. Cito Meduna di Livenza, noi adesso a breve installiamo 8 nuove telecamere di alta tecnologia in convenzione con la prefettura, con i carabinieri di Motta, quindi macchine e targhe rubate segnalano subito. Dopodiché vorrei anche ricordare che sottoscritto insieme ai vigili con la convenzione che i comuni Chiarano, Cessalto, Gorgo e Monticano ci siamo convenzionati, e noi sindaci andiamo squadra e usciamo di notturna, no Leonardo? Usciamo di notturna e facciamo giri di prevenzione, questo aiuta. Tornando alla protezione civile, purtroppo sono persone fantastiche, volontariato, però abbiamo difficoltà anche a usarli, tra virgolette, negli eventi pubblici, perché la burocrazia peggiora sempre di più. Potrebbero fare anche loro controllo del territorio, non solo fuori il nonno custode, come nei parchi che abbiamo visto. Esatto, e quindi usiamo tutto quello che possiamo per aiutare e fare prevenzione nel territorio di sicurezza, però in questo caso la legge deve darci una mano. Allora andiamo a vedere anche questa foto di Arnaldo Pitton con la squadra, una foto importante che fa capire l'importanza di avere vicino gli amministratori, vero Leonardo? L'importanza di sapere che puoi contare, che è un punto di riferimento sul sindaco. Quanto importante è per voi, allora, Leonardo? Per noi tanto, infatti appunto se non fosse per Arnaldo non esisteremo come realtà. E oltre a quello, col fatto che possiamo allenarci gratuitamente, ci dà la possibilità anche di offrire questo servizio in modo gratuito ai nostri atleti. E oltre a quello, gratuito, cosa difficile, parola difficile da sentire. Sì, oltre a quello, la foto in questione è stata fatta dopo un evento che ha organizzato Arnaldo, era un concerto di beneficenza dove il ricavato è stato dato alla nostra associazione, quindi una mano oltre alla mano, un aiuto continuo da parte sua. Cosa ti aspetti nel futuro? Cosa stai cercando di seminare? Ecco, quanto importante è anche diventare educatori, perché ti dà anche dei paletti, ti fa fare dei percorsi molto selettivi? Non per forza, comunque io ho sempre avuto questa propensione, quindi... Ce l'hai nel DNA? Sì, esatto, poi non so se in futuro lavorerò ancora con la disabilità o cambierò ambito, sicuramente voglio spaziare, non voglio precludermi o farmi tutta la vita, diciamo, in un settore solo, voglio vedere anche più settori, aprire più possibilità aprire possibili. Sempre di più la mente e vedere esatto, quello che ti circonda. Esatto, prendere anche delle sfide, diciamo. Allora sentiamo Pitton, allora questi ragazzi che lei sta cercando, ecco, di far crescere nella maniera giusta, mettendo anche a disposizione risorse, perché con niente non si fa niente, con qualcosa si fa qualcosa. Prego, Sindaco. Sì, guardi, io dico, guardare questa foto a me emoziona sempre. Se io la guardo 10 volte mi emoziona meglio che fare la foto
non so, col primo ministro... Facciamo vedere così si emoziona anche Silvio. Meglio che fare la foto col primo ministro piuttosto che con Bellem, a me emoziona. Ecco, in questa foto, oltre vedo l'assessore Giovanna Donadello in basso e il mio consigliere Denis Amadio, ma anche il mio vice sindaco Luigi Zamuner, che colgo l'occasione anche per ringraziarlo, perché il mio vice sindaco, avendo la disabilità in casa, ha una figlia disabile al 100% e quindi è stato lui che mi ha inviato in questo percorso e mi ha fatto capire le difficoltà che ci sono e mi ha avvicinato in questo mondo, e lo ringrazio di cuore. E da là siamo partiti proprio con tante iniziative legate al mondo dei fragili, come dice lei, meglio la parola fragili, che poi ti danno tanto queste persone. E in queste partite, in queste occasioni qua, era questo anche un momento conviviale dopo un concerto in beneficenza pro Baskin, e questi ragazzi ti trasmettono tanto e bisogna imparare. Ecco, qua è una base importante per alcuni, no, che li chiamiamo i bulletti. Qua bisogna imparare, cari ragazzi, prendiamo esempio da qua. Allora, siamo sicuri, Leonardo, che sono proprio fragili questi ragazzi? Io invece li vedo tosti, li vedo grintosi, li vedo determinati, o sbaglio? È una mia sensazione? No, è vero, soprattutto in campo sono... Sì, infatti loro quando sentono dire la parola Poiretto, che viene un nervoso, ma perché? Perché siamo abituati a queste etichette, invece dobbiamo chiamarli per nome. Cosa dici, Leonardo? Infatti c'è anche da fare anche un ragionamento sulle parole da utilizzare. La parola più giusta da dire sarebbe persona con disabilità, così da mettere l'accento sulla persona, e quindi che, perché in effetti quando noi stiamo parlando con una persona con disabilità noi stiamo guardando una persona, invece spesso arriva prima la disabilità di quella che è l'identità di lui. Prima la carrozzina. Esatto, prima la disabilità di quella che è l'identità, quindi sarebbe più giusto dire persona con disabilità e cambiare un po' il linguaggio, così da cambiare anche un po'. Io li chiamo diversamente agili, perché si muovono in maniera diversa, hanno strumenti diversi, ma sono eccezionali anche nel lavoro, nello sport. Sarebbe più giusto dire persona diversamente abile, giusto per mettere l'accento sulla parola persona. Anche perché abbiamo visto le medaglie che hanno portato a casa dalle Paralimpiadi, e ancora questo nome Paralimpiadi, perché non chiamiamo solo Olimpiadi, facciamo due percorsi, ma sempre sport è. Anche questo forse qualcuno, adesso ci sarà anche un cambio generale, Piton, qua di nomi, di altolocati, un po' di aria fresca da Faria Mia Marmio, dico tutte le mattine, chissà che cambi qualcosa, perché noi veramente nel mondo del volontariato siamo con le spalle al muro, e questo ci fa molto male, perché girare col commercialista e pagare per fare il volontario anche no, anche no, con tutto quello che abbiamo dato anche durante la pandemia. Allora, velocissimo sindaco, un saluto perché siamo in chiusura. Guarda, io saluto velocemente tutti quanti, colgo l'occasione da sindaco del mio paese. Il prossimo weekend, il 17, il 18, il 24 e il 25, nel piazzale Municipio ci sarà la consueta festa del pesce, dove ci sono anche i nostri amici che verranno. Ecco, quindi siete tutti invitati, è un contesto meraviglioso che si fa comunità con del buon pesce. Velocissimo, un saluto Leonardo. Ok, saluto il direttivo del Baskin, quindi i miei soci, e vi invito, ho qualche occasione per invitarvi il 2 giugno a un torneo che faremo nella palestra di Motta di Livenza, al Memorial Alex. Meglio di così non si può, vi saluto anch'io, però vi mando a pranzo con la proposta di Mirella. Salve a tutti voi, oggi vi presentiamo una gramigna con delle zucchine, della ricotta affumicata, dei pomodorini ciliegino saltati in padella. Per preparare questa ricetta iniziamo con il pulire e lavare le nostre zucchine e poi le grattugeremo a filetti. Ecco qua. Dopodiché prendiamo una padella, ci versiamo un filo di olio di aglio, che è semplicemente un olio in cui abbiamo lasciato marinare per 1, 2, 3 giorni negli spicchi d'aglio. Versiamo le nostre zucchine nella padella e le mettiamo su fuoco vivo, fuoco forte, che ci dia una botta di calore immediata e ci aiuti
a scottare le zucchine. Mentre le zucchine si rosolano, avremmo preparato i nostri pomodorini ciliegino tagliati in 2 o in 4 spicchi a seconda della grandezza del pomodorino. Li aggiungiamo alle zucchine, giriamo il tutto insieme, correggiamo con un pizzico di sale, una macinatina di pepe e, se ci fa piacere, un pizzico di peperoncino, poco poco. Eventualmente, se qualcuno gradisce la pasta più piccante, basta che mettiamo il peperoncino in tavola e se lo condirà a suo piacimento. Mentre il sugo si prepara, noi prendiamo la nostra gramigna, che è una tipica pasta emiliano-romagnola, ed andiamo a cuocerla. Una pasta che ha circa 6 minuti di cottura, non di più. Ecco, la nostra gramigna è quasi cotta, il nostro sughetto con le zucchine e i pomodorini anche. Ci aggiungiamo un goccio di panna, dopodiché andiamo a scolare la pasta, la versiamo nella padella e andiamo a far saltare il tutto. Se vediamo che il sugo è leggermente troppo liquido, lo leghiamo con un pizzico di parmigiano. Se vediamo che è troppo denso, lo allunghiamo con un goccio della sua acqua di cottura. Mi pare che la densità sia ottimale e andiamo a comporre il piatto. Versiamo la nostra gramigna con le zucchine e i pomodorini nel piatto, dopodiché prendiamo una grattugia, la nostra ricotta affumicata, ed andiamo a versargli, a grattugiargli sopra le scaglie di ricotta che con il calore del piatto sprigioneranno tutto il loro profumo ed andranno a sciogliersi lentamente sopra il tutto. Se vogliamo completare con una nota di colore il nostro piatto, possiamo metterci 2 pomodorini tagliati a concassè e 2 zucchine saltate in precedenza in padella e otterremo una piccola nota di colore che ravviverà il nostro piatto. Buon appetito!